Buonasera, buonasera e benvenuti al Teatro Izzo. Inauguriamo questa rassegna con lo spettacolo Taxi a due piazze, una commedia in due atti di Ray Cooney. Gli interpreti sono Ernesto Cunto, Eva De Rosa, Tina Gesummaria, Amedeo Mattiello, Daniele Maraniello, Claudio Nacca e Mimmo Coppa. La scena che vedete alle mie spalle è stata realizzata da Gennaro Ferrara e Andrea De Lucia, le luci sono di Gennaro Ferrara, alla fonica abbiamo Peppe Merola, i costumi sono di Laura Bertozzi, l'adattamento e la regia di Ernesto Cunto. Vi rubo solo un minuto per farvi seguire al meglio la commedia e vi spiego un attimo la scena che vedete alle mie spalle. Dunque, Taxi a due piazze nella nostra versione si svolge a Napoli, in due appartamenti diversi, ma per una geniale invenzione scenica dell'autore, tutti e due gli appartamenti si trovano nella stessa scena contemporaneamente. Mi spiego meglio. Questa è la porta della cucina, che di volta in volta sarà la cucina dei due appartamenti, che si trovano uno a Piazza Letecchio e uno a Piazza San Giuliano. Da quest'altra parte abbiamo la camera da letto, che di volta in volta sarà la camera da letto dell'appartamento in Piazza Letecchio e dell'appartamento in Piazza San Giuliano. Alcune cose solo sono diverse e sono le entrate. Questa è l'entrata dell'appartamento in Piazza San Giuliano e questa è l'entrata dell'appartamento in Piazza Letecchio e naturalmente sono diversi i telefoni. Il resto, divano compreso, serve per tutto e per tutti. Spero di essere stato chiaro. Comunque non vi preoccupate, pochi minuti dall'inizio della commedia capirete l'intreccio e il meccanismo. A questo punto vorrete sapere di chi sono questi due appartamenti. Questo non ve lo dico perché altrimenti vi rovino la sorpresa. Posso solamente dirvi che il protagonista della commedia si chiama Saverio e fa il tassista. Non mi resta che ringraziarvi, augurarvi buon divertimento e sipario! Pronto? Commissariato Vomero? Posso parlare col commissario, per favore? Pronto? Il commissariato fuori corrotto. Il commissario, per favore. Grazie. Grazie. Pronto? Parlo col commissario? Madonna, commissario, sto preoccupata per mio marito. Per mio marito, commissario, sono molto preoccupata. Si chiama Saverio Finocchio. No, commissario, Finocchio è Is. Sono la signora Carla Finocchio. Sono la signora Maria Finocchio. Piazza San Giuliano. Piazzale Tecchio. 25. 100. Sì, signora, si chiama Saverio Finocchio. Fu tassista. Ui, fa il tassista. Doveva tornare verso mezzanotte. E doveva rientrare stamattina alle 7:30. Dal turno di notte. Non è mai successo. Madonna, commissario, sto proprio preoccupata. È stato sempre puntuale. Dottore, ma non è che si è addormentato un coppo volante? Beh, come dire, un tipo qualunque. Uno comune, direi. Ui, statura media, occhi castani, capelli sale e pepe. Segni particolari? Nessuno. Uno come tanti altri. Grazie. Saverio. Madonna, lo sta che... Madonna, ma che... Niente.
Non alloccato che mi risponde in casa. Non alloccato. Signor calmate, per cosa è mio? Scusate, ma voi chi siete? Sono il brigadiere Filippo Oliva. Ah, venite da Gaeta. E come fate a sapere? Gesù, e tutte le olive vengono da Gaeta. Ma che ci azzeccano l'oliva con me? Quell'oliva è il cognome. Ah, Due sta zitto. ma se lo sapete? Che sta? Madonna capa. Niente, cosa è niente, non ti preoccupare. Senti, io proprio adesso ho chiuso la telefonata col commissariato Voma. Di telefono anzi ancora. No, io in queste ultime 3 ore sono stato con vostro marito. Ma dove? All'ospedale Cardarello. Guarda, ma che succede? Ma la vita capa sta a porta. Niente signore, vostro marito è venuto alle mani con 2 teppisti. Due teppi sì. Scusate, ma se ci faccio una tazza di caffè la vista fa male? Chi sta solo un po' controllato? Allora me ne faccio uno per voi. No, grazie. Ah, vabbè. Aspettate, queste a proposito sono le compresse che mi hanno dato all'ospedale. Grazie assai, Ma di chi? Di averlo riportato al campo. Ma non lo dite proprio. Chi a mia? Pigliate avere una tazza di caffè. Io ho detto di no, grazie. Ma non la mia, voglio. scostumato, fammi mi fa. Signora, Vedete? dite. Che volete? No, il caffè non lo voglio. Ah, volete il caffè un'altra Signora, non lo volta? voglio, diceva signora. Lo sapete che vostro marito è quasi un eroe? Quasi una roba. Sì, quasi un eroe. Gesù, mi fa proprio meraviglia questa cosa. E perché? Anche il mio marito non ha mai avuto un carattere eroe. No, che c'entra? Quello è stato un impulso. Oh, fate che sei impulsivo. Saverio, sei un Sono impulsivo. impulsivi. Signora. Vedete? Dove andate? A fare il caffè. Mi raccomando, a me no. State pazziando. E lo caffè sapete che sei. Rimane, vedi che la macchinetta è mi dovete credere. Ma come si può fare? Date un caffè sempre a tutti quanti. Va bene, andiamo avanti, vediamo un po' che a noi. Dunque, intorno alle 23 voi guidavate il vostro taxi. Brigati, per cortesia, ma che ore sono? 8:45. Qui no mancano qua. Esatto. Quindi voi siete rimasto coinvolto nelle scippo alle 11 di sera. Sì, ho scippo, Lo scippo, sì. Guidavate verso casa, direzione Piazza San Giuliano, a vettura vuota. E non mancano quarta la mattina. Sì. Quindi, passando per Piazza San Lazzaro, vedete una signora anziana lottare con 2 giovani. Facciateci pazienza, brigati, ma è mercoledì mattina adesso. Sì. Ma martedì a notte, che è successo? Una metà siete stata al commissariato Voma e un'altra metà all'ospedale No, Cardarello. ma hanno diviso in due, una metà una parte e una metà no. Sì, ma hanno diviso. Brigati, ma questa è casa mia, Piazza San Giuliano. San Giuliano, sì. Quella di là è mia moglie, Carla. Sì. E vi sta preparando un caffè. Sì. Sparamma la maronna solo a voi. No, hai che può porre. A me. Prima taglia la capo che lo porti. Ma io non lo voglio. Va bene, andiamo avanti. Ah, Dunque, Piazza San Lazzaro, 2 individui stanno scippando un anziano della sua borsetta. Maria, 7:30 la mattina. Un signore, Teresa Scognamiglio, 11 di sera. La Scognamiglio sta lottando con i 2 giovani, voi vi fermate con il taxi e correte in suo aiuto. Non te può fare, non te può fare, hai fatto sua tu. Madonna mia. Madonna, prima di me lo sentite mio marito Sì, come sta? come sta? Non può rispondere alle domande. Ma io veramente. Un cucchiaino va bene. E vi ho detto di no. Io non capisco perché tutte queste domande non gliele avete fatte ieri sera al commissariato. Perché ieri sera non ci ha voluto dire chi era. Scusa, ma. E nemmeno dove abitava. Se fa che? E poi sia lui che quella vecchia isteria ogni 5 minuti svenivano. Guardate, non va mai più un cappello, poteva schiattare noi. Brigati, io il mazzato non l'ho avuto dai teppisti. chi l'hai avuto? La vecchia. Ma che stai dicendo? La borsa mi ha fatto la capra, rognola, ma Io non ci tenevo che la vecchia. Signora. Scusate. a farsi ci dice, guardate, io non sono uno dei teppisti. Lo sappiamo, Finuccio, lo Io sappiamo. sono un tassista che mi sono trovato nei passaggi, faccio questa così è diventata una mano. Appena saputo che sta pigliata una prete, che sta manetta. Mi strinda la borsa, e mi ha fatto che sto poco. Che succede quando uno non si fa i caccia suoi, Scusate la donna. Prego, andate. Brigadiere, Dite. è pigliata Una tazza di caffè, Madonna mia. Ma che sei una fissazione? Non sto parlando proprio, c'è te in macchinetta, c'è che mi ha pigliato un po'. Brigadiere, scusate, se dovete dire qualche cosa fate presto perché i tempi non può fare una caffè. Vedete, solo una piccola incongruenza. Sì, piano piano, per farmi la capa, per favore, lo stringete qua. È facile da seguire. Sì. Dunque, questo è l'appartamento di Piazza San Giuliano 25. Sì, questo esatto. qua, sì. Mentre voi, tra un svenimento e un altro, Sì. mi avete dato un altro indirizzo. E qual altro? Piazzale Tecchio 100. Piazzale Tecchio? Numero 100. E come mai sto fatto? E questo lo sto chiedendo a voi. Io non Ma non è che tenete un altro appartamento. Non scherzate proprio, vi tengo solo chi se Dio sa che ma non lo vedo e non ce ne stanno Non ce più. ne stanno. No.
E mi sapete spiegare com'è questa confusione? Questo chi ve lo deve spiegare? Voi? No. No? No. Quindi secondo voi all'ospedale hanno capito malamente? Sicuramente, ecco sì, è la notte tarda, ha buttato in capo, la pretaina, Ai. la vecchia che è la maniera, parlavo farfugliando, un infermiere che dormiva in coppa alla Dormiva, T, sentite mi chiama di zia, ha capito l'indirizzo per l'altro e così è stato. Voi dite? Sicuramente sarà stato così. Va bene. Prego, appena fatto il caffè, vieni. Chi è lei? È Arturo. Non raccomando a chi sta. Ui, Cassius Clay, come stai? Stai buono, no? Stai buono. State fermo. Il bando. State fermo che sto buono. Ma stai buono? Sono buono. E perché tiene sta cape mummia? Scusate, mi presento, mi chiamo Arturo Fattore, abito piani Coppa. Brigadiere Oliva, commissariato Vomero. Se brigadiere, l'hanno fatto pure la scorta. Sì, mi hanno fatto onore. Ma allora che è successo? Mi ha detto il portiere che hai fatto a cazzotti con una banda di teppisti scatenata armata fino ai denti. Mano! Che è stata una burzottata! Allora erano fomonili. Ma scusate, voi siete un amico di famiglia? Amico. 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 Amiche. Fratello volete dire? Questo qua. Non si sa. Saveruccio mio, il giustiziere della notte, il pericolo giallo. mia, Se no. non me ne sai, questo qua. Buono come il pane. 2 anni fa mi ha prestato una bella somma di denaro. Arturo, 4 anni fa. Boh, stiamo a guardare i dettagli. No, lì è la prima cosa che avrei un dettaglio. Lui guarda. Brigadiere, diteglielo. Scusate, ma voi non avete affaticato? Io momentaneamente sono disoccupato. Mi dispiace. No, non vi dispiacete, brigadiere. Anzi, sapete che vi dico? Date i tempi che corrono, sto cercando di specializzarmi nel ramo. Mi fa piacere, va bene. Signor Finocchio, statemi a sentire. Date retta a quello che ha detto vostra moglie e riposatevi. Hai sentito quello Come non hai già saputo, hai già saputo. Signore, vedrete che per quello che ha fatto vostro marito sicuramente verranno ad intervistarlo. Madonna, allora vengono anche i giornalisti. Pure i fotografi hanno Io venuto. in questa casa, né giornalisti, né fotografi, non sono dei. Ma perché? T'ha detto che noi basta. Bello! Tu sono Lasciate voi che la non povera capa. Sentite, Finocchio. Io adesso vi lascio il mio indirizzo col numero di telefono. Sì. Nel caso vi viene in mente qualcosa in più sui teppisti. Va bene? In ogni caso, signore, se io non ci sono, lasciate detta ad un mio collega. Va bene. Ah, lo so. Questo è il numero del commissariato. Ecco. Perfetto, Doi. grazie, Va bene. grazie. Io vado via, arrivederci. 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 Ma che ti fai? Avevo finito. E vi ho detto di no. Ma non lo può fare, non te lo A dare. proposito, ma io non mangio pigliato un Pigliate caffè. sta là. Finocchio! Esatto. No, a voi, a casa Finocchio. Chi è? Sì, ditemi. Dimmi chi è. Un pechino, E non tu ti sai che preoccupare. devo dire tu. Sì, A casa è mia. sì, Artù, bella chi è? chiavaca. No, un caffè, scusa. Esatto. Sì. Artù chi è? Niente, non ti preoccupare, Ma un come non pechino. faccia preoccupare? Sì? Dimmi. No. No. Sì? Sì. No, non No, può rispondere. no, assolutamente. Artù, dimmi chi è. Dite a me, lui in questo momento non può venire, Ma non chi si dai, sente chi bene. sto qua? Sì, state zitto, mo pechino. Sì. No. No. Sì. No. No. Sì. Sì. No. Sì. Artù chi è? Segnate, state zitta! Segnate Piazza San Giuliano, numero 25, terzo piano, interno 4. Appena uscite dall'ascensore, la prima porta a sinistra. State buoni, grazie, arrivederci, vi aspettiamo. Ciao, ciao. È la Lanza! Ma non gli danno l'ansia. Lanza, l'agenzia che dà le notizie a tutti quanti i giornali. E tu c'hai dato l'indirizzo della casa mia. Me l'hanno chiesto. Ma tu sei scemo, Artù, il caso combinato che stanno. Tu mi fai sapere. Madonna, che brutta faccia che hai fatto. Aspetta, che ti vado a pigliare subito il pizzo. Sì, vamo a pigliare più. Hai capito? Poi esce in prima pagina il tassista nella notte, il giustiziere giallo. In prima pagina. Ma dopo... Artù, tu mi puoi farci un piacere. In questa casa non devi dire nessuno, né giornalista, né fotografo, capito? Ma perché? Anzi, fai una cosa, per cortesia. Se casomai ti dovessero chiedere qualche cosa, dici che tu sono io. Io sono tu. Vogliamo Ma la non maronna stai di dicendo- questa storia avesse a sapere qualcosa Maria. Ma tu è sei la pazzo, fine. quella è una soddisfazione, Maria. Chi è Maria? Non devi gridare,
madre e una signora. Ho capito, prova a sapere Uccio, Satana Maria. E dimmi chi è la tua porcellina segreta. La porcellina, non è una persona seria, ma tu stai Persona scherzando? seria, scusa, non volevo Io offendere. voglio chiamare Madonna Maria, dovesse sapere qualche cosa di Carla. Ma vuoi dire al rovescio, se Carla viene a sapere di La Maria. rovescia, Ritto, tu devi sapere che io vivo con Maria a Piazzale Tecchio numero 6, capito? Perché tu tieni due case. Esatto. Una con tua moglie e una con la tua amante. Ci sta fermo, sono tutte e due mia moglie. Carla. Pure sa Maria. No, tu sei sposato con E sono Carla. sposato pure con Maria. Perché tu tieni due mogli. Esatto. E due appartamenti, Bravo. tu! Sì. E beh, voglio vita sempre sottovalutata! È sempre sbagliata. Ma come ce la fa? Non gridare. Non gridare. Ma come ce la fai? Ma che mi dicevo Piazzale Tecchio? Oh, mamma, 4 minuti con tassi ruota, Ma che stai dicendo? Io non intendevo i chilometri! Io dicevo come ce la fai fisicamente, che a senti riesci a fare film o all'ufficio di collocamento ogni settimana e a trovare una femmina lo sabato a sera quando la trovo! Sì, è che se questione di Ma allenamento. fammi capire! Non bucca. Non Ma gridare. l'hai sposata? Fammi capire questa situazione! Ma l'hai sposate tutte e due regolarmente? Sì, 3 anni fa in chiesa sposai capo. Mi ricordo, E sì. dopo 4 mesi. 4 mesi? Non devi gridare, ma sistema! Dopo 4 mesi sta giocando a Maria. Maria? Sì, col tassì andai alla stazione centrale, lei veniva da Marsiglia. Io ti affusso Sì, per lavare il lenzuolo esorata. Lussato, Marsiglia. veniva da Marsiglia perché lei è francese, i genitori. Puro francese! Al capita a Napoli da un sacco di tempo, è quasi una napoletana. Franco napoletano! E vinto il tassì parlando del più e del meno, lei un po' in francese, un po' in Ma che napoletano. capivo tu quando parlavo Ti francese, capisci, a un certo francese? punto ha detto salisci un pochettino Cuspiai, tu ci credi proprio? Sono stagliuto in coppa, si è massettato in coppa al divano, ha detto prendi un coularson. Coularson? Oh mamma, Ma che stai dicendo? coularson, una cosa francese, un liquore francese. Un liquore? La moscaina. Ah, una sambuca Siamo mi francese! sono afflitto, va a Ma che buono. Sette sì. Allora a un certo punto abbiamo bevuto che se roba lei ha detto puoi ritornare un'altra Tu non te lo volta?" sei fatto Ah, dire sicuramente, 2 volte? quando sono scesa a scesa la coppa un balcone, ma come parlano belle in francese. Monserrat! Ferreira! A quando è Ma bimba? bambina, allora. C'è, ma Monserrat mi ha chiamato a me, Ah, Monserrat perché era a un te. piccolo Monserrat. Ah, Ha detto puoi ritornare, sono ritornato veramente con una sosa che non tenevo voglia di parlare, mi sono così emozionato, mi sono fatto piccerino Ho piccerino. capito, it mari sposa! No, me ma l'hai tessa a me. questo cambia tutto, E dopo vedi? 5 giorni ci siamo trovati al municipio e ci siamo sposati tutti. Quindi hai continuato a vivere con Carla pur continuando a stare con lei a Piazzale Tecchio, ma pina! Ma finire a Lucano! Io ho bisogno degli orari, capitano? Voglio chiamare ma non sbaglio, mi trovo una parte ma no. Vabbè, ma tu coi turni del taxi ti trovi, capito? La mattina, la Che stai sera. scherzando? Vogliamo Guarda su mappina! Tieni il tabellino, tieni il tabellino. Resti, che sono sti parole No, strane? sì. San Coca, San Coca. Santo Can, Maria Cepur, San Coca, sabato con Carla. Sabato con Carla. E che sa? Settamma precca. Settamma pranzo e te Saleuce, settamma. Allora, sera tardi. Maria. Maria, mattina presto Carla, Carla. mappina! E quest'altro. Come? Gadave. Ah, che se non pensare, rimane un cancello. Gadave. Gatto dal veterinario, ma io ho fatto lo scambio. Avanti, amore mio, presto. 1 o 2? Due! E poi mi raccomando immediatamente a letto. E non posso, devo andare a lavorare. Non sei pazzito, non esiste proprio. Tu stai in queste condizioni, non puoi mica Non guidare. faccio mezza giornata e ritorno. Ma tu lo senti qui? Lo senti? Come non lo sai? Tiene l'energia per 2. Lo saccio, per 2! Va bene. Allora, visto che vai a lavorare, ti vado a preparare i panini. No, non preparare i panini, sono finito. E preparare fai tardi tu al lavoro. Ma non ti preoccupare, Che io oggi non ci vado. Ma perché? Oh Gesù, perché? Si vede che pure a me mi stanno fattando Arturo. Oh no, non sto votando, se tenessero un posto di fatica e non facesse una giornata di festa. E qua trovo tua fatica. Guarda, sto pensando di mettermi a fare il tassista. Bravo. E se ci metti la stessa passione che tu noi, vedrai che ce la fa. Ma io la passione la tengo, non faccio se ce la faccio fisicamente, fisicamente, si cruza, sapete, grande. Smetti, lascia! Sei grande. Ma che ti dico che stai scemo?
Ora! Adesso viene una capatante, capitano? Tu le hai fornito! Ma che già famiglia? Fai una cosa, per cortesia, devo chiamare urgentemente Maria, vai di là e fai in modo che il carro non venga di qua, altrimenti alla fine è in un allucano! Ambresi, chiama subito, io la trattengo, non la faccio uscire, questa è vita! Senti qua, senti, tempo di nuovo! Nello qua, hai capito? No, non devi gridare! Allo? Pronto? Sherry! Amore! Sherry, no, è bottiglie di liquore! ciao, Tante amore, volte Sherry, detto. Sherry! Sherry! Oh, Amore! Ma perché non mi chiamati prima? non ci ho potuto chiamare, amore mio! No, e non ci ho trovato il telefono, hai capito? Ma dove sei? Che è successo? Niente, ho bucato tutti i derotti. Come si fa? Io non è che ne buco uno solo, sempre due. Mannaggia! Ma sto chiamando la casa. La casa? casa? La casa c'è lì. No, una casa di campagna. Casa di... Una casa colonica. Una fattoria. Stanno certi spazi meccanici che si maneri. Su, Amore! bello. Ma perché sei senza voce? Non sto senza voce, voglio parlare piano piano, amore mio, per non far sentire la fattoressa. Qui! Madonna! Che è successo? Niente, un cane rosso! O chiamano causa e tenga, aspetta! Amore, scegli! Sì, a pannocchia! Ha detto Carla, la numero 1, se vicino al panino ci vuoi la birra o il vino? Il vino! Vino! Vino? 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 No, vino è un fattore se sussuto che non piace il caffè si piglia il vino, capito? Ah, capito? Poi mi ha detto pure, amore mio, vieni che mazza che tengo. Ha riparato già tutte e due le ruote. Ah, meno male! Così dopo quando vengo ti fai vai a lavorare, fai pressa, capito? Amore! Ma io oggi non vado a lavorare! Pure tu non vai a lavorare. No! Hai dimenticato! Che cosa? Amore, era programmato da mesi, io e te, da soli, a letto! Oh, Jean, ma come ricordo io, ho fatto un coccomano. Che cos'è Cocomà? Coccolo con Maria. Oh, amore, ci adoro le coccole con Maria! Amore, Sì, sei eccitato a me un po'. eccitata. Se tu mi metti una serena vicino, piglio fuoco. Vado ad aprire io. Amore, senti, mantieni tutto in caldo, non ti preoccupare che vengo subito, hai capito? Amore, Oui. però prima devi chiamare il commissariato di fuori grotta. Commissariato, perché amore mio? Perché io stamattina ho denunciato la tua scomparsa. A scomparsa. Oui. Vado io, non mi preoccupate. Senti, amore, vengo subito a casa. Tu comunque non fare niente senza di me, capito? Ciao, tesoro. Tesoro, pronto? Scusa, Mi ha chiamato mio marito. Stai facendo i panini, ma che da chiamare? Ma non sta. Ubino, giusto a nessuno. Eppure io ho sentito chiaramente tesoro. Io non ho sentito niente. È strano. Tesoro! Noi. Pronto? Pronto? Stava parlando? Sì. È Cookie. Stava parlando con me. Questo succede quando uno non danno telefono a casa. Ah, sì? Saveri mi ha detto che posso approfittare. Ah, È per un lavoro. Ho sentito, ho sentito. Pronto? Sono il fattore. Ah, voi siete il fattore. Ah, sì, sono il fattore. Come avete fatto ad indovinare? Sì, comunque la cosa mi interessa. Dite che io accetto qualsiasi proposta. Va a finire i panini. Ah, sì, Vanni. Sì, la cosa mi interessa, sì, non mi Ah, preoccupate. scusa, ma dentro Un al momento, panino, sì. siccome ce la voglio fare leggera. Sì, aspetta. Che dici, ci metto proprio Proprio, la proprio che furgola? fa un bresca, che se la deve affaticare. Allô, madame, vous me comprenez à me quando io parlo francese, oui? Parlate una chiave che ti francese. Lo saccio, madame, statemi a sentire. italiano. Oui, madame, statemi a sentire, por favor. Il signor Finocchio, monsieur Finocchio, non può venire, vi può chiamare un poco più tardi? No, aspetta, telefono. Però ditemi una cosa. Sì. Ma mio marito sta bene. Sì, sta bene, sta solo un po' contronato, ecco, sì. Tornato. Sì, un po' stordito, come si dice, ma comunque la ferita è così, niente, sì. Quale ferita? Mio marito non ha detto che si era ferito. Ah, non vai? Che No, come si è ferito? Come si è ferito? Voi dovete dire come Voi si mi è dovete ferito. dire, io faccio a ricevere come si è Voi ferito. dovete dire Sì, ma quello sta bene, non vi preoccupate, l'aria di campagna si è ferita. Ma dove si è ferito?
Alla testa. Alla testa? No alla testa, alla testa, madame. No! Si è urtato contro una trave bassa. Sì, e qua abbiamo delle querce antichissime, XVI secolo, tosto come un fier, capite? E quindi lui non ha visto la Tu cosa. sei giornalista, Scusate un attimo. fotocamera, Sì, sì. Vabbè, Vabbè, ho capito. tu faccio un faro! Bro! Shari, ma tu sei ancora un po'? Amore! Mon amour! Come stai? Sto bene! La ferita! Quale fai? Alla testa! Ma chi tu è? Fattore! E che l'ho fatto la nenusa a Natalia, hai capito? No, non ti preoccupare! Amore! Ma è bellissimo! Vuoi che ti venga a prendere a fattoria? Non ti permettere proprio, tu sei paziente! Senti, amore, dimmi un po', ma che dicevi prima il fatto della polizia o commissariato? Ah, che io prima telefonato commissariato di fuori grotta! Una non vi preoccupate che il fattore subito arriva! Chi se ne importa? Oh fattore, muoviti di arrivare, non vi preoccupate, vi fanno servizi! La telefonata del Sì, fatto della fatica. il fatto della fatica è una signora che ha una fattoria! È uno che si chiama fattore, solo rende una fattoria poi a faticare. Brava! Signora, guardate la proposta che avete fatto al fattore, sicuramente accetterà! Ma io non ho fatto nessuna proposta! Questa è violazione di domicilio. Sto facendo il mio lavoro, voglio solo una foto. Fuori! Fuori! No, ho detto fuori il fattore, ma adesso viene! Allora non avete capito, questo non vuole pubblicità. La notizia è nutrita. Voi siete la signora Finù. Sì! Mettete vicino a vostro marito. No! E No, non me la voglio fare! Ma non me la voglio! Uè. Questa esce sulla prima pagina di Napoli Sera. Invece di dire che non ha asciugato niente, capito? Sono tutti stati io non mi faccio cagare! Pronto? Allo? Sono sempre io, madame, il fattore. Sentite, per favore, passatemi immediatamente a mio marito! Ma non può venire, signore, è andato al cesso. Sì, quello sta lontano, dall'altra parte del campo di grano, quindi non vi può rispondere. Va bene, allora... Ma penso che ha fatto a tempo, però, sì. Sentite, pronto? Ditemi, Allora, signore, sentite oui, madame. bene. Parlez con me, che io capisco a voi. Ma che lingua parlate voi? Non lo so, dicite che stanca. Sentite, dite a mio marito di chiamare immediatamente a casa mia, va bene? Va buono, capite, datemi il numero, signora. Ma lui lo sa! E vabbè, ma per ogni evenienza è meglio che me lo ridate. Va Aspettate bene. un momento. Dite, Posso dire? Sì. Ok, allora 081 082 44 44 13 13 11. 11. Va bene, signora. Sentite, pronto, fattore. Sì, fattore. Dovete dire Sì. che deve fare le presse a chiamare perché deve dire cose importanti di polizia. Va bene, ho capito. La polizia. Va bene. Signore, avete detto alla polizia. Poi ho detto la polizia. Signore, non chiamate a nessuna. Sentite, adesso me ne devo andare. Dove? Ma dove mi paga a me? Sconsumata! Ma vedete un po' questi capagnoli? La polizia, non come quasi. Oh mamma mia, la polizia. Che sta? Arturo, che ti sono pigliata a punto. Ma io fotografo a Saveria. No, Saverio al fotografo. La battuta? E ma dove sta? Ma anche io fotografo. Ma me ne fotto lo fotografo Saveria, dove sta? Gli ha corso appresso col taxi. Ma dove me ne fatente Senti, fotografie? come vado a vestirci, vado appresso, vado a vedere. Come chi ci vai sono. appresso? No, Aspetta. c'hai pure io. C'hai pure io appresso, madonna mia. Prego, scusate. Mangiateci pazienza. Signora Finocchio? Oui. Enchanté. Molto lieto. Brigadiere Caputo. Ah, per mio marito. Precisamente. Io faccio parte del commissariato fuori grotta. Ah, io ho telefonato. Bravo, dove mettere telefonato poc'anzi. Va Esatto, bene. precisamente. Perdonate, rispondo. Accomodate. Grazie. Prego. Pronto? Ah, oui, madame, scusate il disturbo, sono sempre io, il fattore. Signore, una telefonata veloce perché tengo la cavalla che sta partorendo. Sentitemi. I pallini, signor Sciuà, passi là. Ma sta parlando. La fattoria, sapete, signor? Sì, aspetta un momento, venga! Sì, scusate, madame, ecco, signor. Ma state parlando con i malati o con me? Sì, no, con voi, madame, con voi. Senti, chiamate subito mio
marito. Ecco, io perciò vi sto chiamando, signore, tra una vacca e l'altra, per dirvi che vostro marito sta venendo loco, quindi fate tutto quello che volete voi, basta che non chiamate la polizia. Ma chi è che non devo chiamare? La polizia, signore. Già sta qua! Ah, già sta loca. Qui ci sta il gendarme! Un gendarme. No, generale! Un generale, ma che cacchio state dicendo? Brigadiere. Ah, brigadiero, io non so dire! Caputo. Caputo! Brigadiere Caputo, già sta loco, maronna mia. Signor, comunque allora dite alla polizia che è tutto a posto. Avete capito? Alla polizia. Vi ringrazio tanto, ma per adesso non ho nessuna intenzione di arruolarmi in polizia. Grazie a sa. Ma chi si sono usciti? Ma che sono? L'ufficio di collocamento dice che ci stanno posto polizia, ma che te la faccio di polizia? Signore, senti, tu perché chi sta fino a fare? Ma vai. È portato in casa, sono pericoloso. Carle, aspetta, vengo con te. Ma io non capisco, tutti qua chiamano! Ma è successo qualche cosa? No, uno che parla con animaletti! Animaletti. E strano! Amore mio, adesso! Non toccata parte! Andiamo subito a letto! Sai già fare che non si fanno i Chi è chi non? Amore, non fare Oh, italiano! saluto! No, amore, non fare italiano geloso! Caputo. Io dimenticate di presentare! Brigadiere Caputo. Tutto a posto! Tutto a posto! Abbiamo già consegnato le armi! Arrivederci! Ci vediamo per il caffè! Amore! Signor Finocchio, signor Finocchio! Che c'è? Io sono venuto per chiarire le cose con voi. Dovete parlare con me! certo. Mi fa male la testa! A Roma trovo! Dove stai? Amore, io sono marito! Ti vedo là! No, amore, Ti io vedo sono qua! guarda! Dove state? Amore! Siamo qua! Mi fa male la gamba! Madonna. Mi posso sedere? Aspetta, Ci sta una sedia? Un divano. È lungo? Lungo. Ce la faccio a massettare? Amore, guarda, Accomoda. vai, vieni via! Amore! Che c'è? Poverina! Già. Chi ne ho fatto la burzetta? La borsetta. Cos'è questo fatto di borsetto? Cos'è? Scusate, sta scritto qua. Guardate. Finocchio Saverio, siete voi? Sì. Pronto soccorso ospedale Cardare. Contusione ed escoriazione. Causa delle lesioni, una borsetta da donna. Chi si ho fatto la borsetta? Scusate, mi posso leggere un attimo? Come? Sì, no, posso leggere un attimo. Questo? Sì. Prego. Ma tu vedi un po' che cose come possono succedere? A Napoli soltanto succedono queste cose. Ma com'è possibile? Che sei una combinazione, ma che lì grossa. Ma com'è possibile? Tu vuoi sapere più? Sì, a Napoli nello stesso giorno si fanno male tutti e due a capo. Mia, guarda. Ma loro non sei tu! Non so io, amore mio, che stai facendo? Che tesoro! Scusate, brigadiere, lo dice pure qua. Questo Saverio Pinocchio che dite voi è stato ferito alla testa da una borsettata dai teppisti, capre da India. No, io sono fatto male vicino a una quercia, anzi era un quercione del XVI secolo. Sei pure uscito attento alla quercia, io che cazzo? Non l'hai visto? Distratto! Dunque, non eravate voi stamane in piazza San Nazaro Assolutamente no, che state scherzando? guidando il taxi? O taxi? Qua dice che l'uomo fa il tassista. No! Ma che sei grosso! Fai il tassista! Qua dice che l'uomo fa il tassista. Questo? Prego. Guarda che sei una combinazione! Ma una combinazione che si mangia da prima! Ma com'è possibile? Prima di studiare, non leggete bene. Quest'estate rilasciata dall'ospedale è 7:30 la mattina! È 7:30 la mattina! In campagna! E ho fatto anche una telefonata a lei, è vero o no? Però da dove eri era un po' strano. È una fattoria! Era un po' strano, Ma tutte le fattorie sono strane, amore mio! Ma andiamo a letto, brigadiere, arrivederci e grazie! Ci vediamo la prossima volta! Finocchio! Ma che c'è? In ancora già fornito! Ancora no, ma che altro c'è? Scusate! Il mio collega Sì. del commissariato Vomero Sì? ha accompagnato a casa quell'altro Saverio Finocchio. Sì, in piazza San Giuliano.
Pensiamo che abitava lì, scusate. Sì. Ma in da cartella clinica lo Cardarelli. Sì, chi si teneva nato indirizzo? Quale? Piazzale Tecchio, numero 100. Ma è l'indirizzo di casa nostra. La Madonna. Piazzale Tecchio 100. Scusate, posso... Questo? Ci manca niente, prego. No, non è possibile. Questa è l'ultima delle combinazioni. È quello che pensa pure io. Ma è la terza. Speriamo non ce ne stanno più. Ma voi lo sapete per quale motivo il Cardarelli tiene la mia cartella clinica? Lo volete sapere? Lo volete sapere? Sì, è perché io pochi giorni fa al pronto soccorso del Cardarelli mi sono fatto visitare. Amore, Eh. tu non mi hai detto che sei stata al Cardarello. Amore mio, era cosa niente. Già da potuto cofre la macchina per brecca nelle carote cofre mi aiuta in capo. Ma cosa dice Renato? Dite! Certo che siete sfortunati con questa capa. Ma ne parliamo proprio, così il Cardarello secondo me tiene sia la mia cartella clinica sia l'altra cartella dell'altro signor Finocchio e avrà scagnate gli indirizzi. Voi dite. Ma sicuramente ancora una vita capibile. Allora dovete sapere che l'ospedale Cardarelli tiene sia la cartella mia di Saverio Finocchio che abita a Piazzale Tecchio numero 100, sia l'altra cartella di Saverio Finocchio che abita a Piazzale San Giuliano numero 25. Ah, e allora questo spiega tutto. Allora arrivederci brigadiere, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie, Niente di che, prego. Mi accompagno. Brigadiere, Ditemi. perdonate se date tanti problemi a polizia. Non vi preoccupate, signore, non vi preoccupate. Piuttosto, grazie. Grazie mille. Di nuovo, Arrivederci arrivederci. brigadiere, buone cose. A proposito, Che c'è? dove vi siete medicato alla testa? State parlando della testata al cufano o della testata alla pianta a quercia? In quale ospedale? Ah, nessun ospedale, no, mamma regata, la moglie del fattore era una specie di infermiera e mamma regata. Ah, sì? Sì. Bravo. Come vedete, mio caro brigadiere, io casco sempre all'impiedi. Signor Finocchio? Sì? È sempre all'impiedi dovete cascare. Grazie Di nuovo, mille. arrivederci. Arrivederci e buone cose. E speriamo che non ce lo dimmi. E chi lo sa dove se ne sono scappati? E dove è scappata? Sicuramente sarà andata da mare. Raghi, La mamma. ah mamma. La mamma Isabella. Lei è morta. È morta la mamma Isabella. Gesù, amore, mi sa che chi? Condoglianze. Ma perché fai sempre lo spiritoso? Senti, ma faccio una cosa, chiamo il brigadiere Oliva. Ma come chiama a fare? Sì, chi non mi ha lasciato pure un numero. Sì, Ah, no. eccolo qua. Ecco. sì. Io lo chiamo e gli dico che quello è sparito, che me Ma lo chi le deve deve non so trovare. che fa? Chi le aiuta a fare un giro? Avrà pigliato una corsa all'improvviso con il taxi e mo vi ritornare. Ma Avete signore, 20 lui e i minuti. suoi uomini mi aiuteranno. E i suoi uomini. Io non lo chiamato. Zitto, che chiamo? Stai chiamando? Certo. Brigadiere. Brigadiere. Risponde, no? Sì? Pronto? Sono la signora Carla Finocchio. Pronto? Che rene? Ma che? Strano. Che? Si sentono dei respiri pesanti. Sarà il solito maniaco sessuale. Ma qua maniaco sessuale si ha chiamati, scusa. Pronto? Pronto? Sono la signora Carla Finocchio. Fammi sentire a me, dammi a me. Pronto, sono Arturo Fattore. Non devo cazzo, Pronto? Respira ancora, cari. Carle, ma tu quale numero hai fatto? Scusa. Che cosa? Quale numero hai fatto? Che 81, 44, 13, 11, dammi qua. Fattore a vomero, rispondete passo. Fattore a vomero, rispondete passo. Emergenza, SOS, rispondete per i miei fanbress. Pronto? Ci siete vomero? Problemi di centralino. Pronto? Mi sentite? Sì, mi passate il commissario per cortesia? Non ci sta. Non ci sta. Ah, me lo stanno passando, sì, grazie. Commissario, buongiorno. Sentite, parlo a nome della signora Carla Finocchio. È molto preoccupata per suo marito, per come si comporta. A me, molto preoccupata. Pronto? Sono la signora Carla Finocchio. Il brigadiere Oliva? Pronto, brigadiere Oliva?
Pronto? Pronto, non si sente. Sentite, potete allungare un poco? Pronto? Artù? 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 Ma che se sono scesi? Ma te chiama! Amore, tu gente mi fate già per una pinta! Oh, amore, fatti spaurare. Ho fatto paura che sei tu come una proprio! Scusa, amore. Madonna mia, ma dai che sono Hai mangiato! ragione, va bene, andiamo a letto. Non posso venire a letto! Mi fa male la capa! Intanto la capa non serve. No, ma non serve la capa! Perché fate così? Ho fatto finire come se rispondesse un cane! Perché voglio restare solo con te! Allora ci hai ripensato? Sì! Bene. Non è cosa da faticare! Dai, amore, non fare i sciocchi. Dai, amore. Non mi sento bene! Amore, Oh. non ti preoccupare. Ci penso io. E chi si può pensare? Amore. Mi fa male la capa! Non ti preoccupare, non serve. Sono con te Poluzzo! Amore, Oh. ti faccio ballare la marseillaise. Madonna! Vieni, amore, vieni. Ecco qua, brigadiere. Avete capito? Avete capito? Adesso sapete tutto. Ma quando l'ha saputa la notizia, signore? Prima, quando voi siete entrati e lei stava al telefono, perciò va giurito, zitta, avete capito? Ho capito, mi ricordo, sì, sì, avete voi ragione. capite, venire a sapere così all'improvviso una notizia del genere. Certo, ma tutte e due no. Tutti e due. Ma su caduta coppa a montagna. Caruto, sì. Ma quanti anni teneva? 80 anni. Salute! Però. Chiariello per una scalata. Sì, comunque è stata una cosa rapida. Sì. valanga. Una valanga, bravo, una valanga. Brigadiere, veniamo a noi, mi avete detto che volete incontrare di nuovo Saverio Finocchio, ma perché? Esatto, vedete perché c'è una cosa poco chiara circa l'indirizzo del Finocchio. In che senso? Nel senso, se era al Vomero o a fuori grotta. Avete capito? Fuori grotta? Sì, perché lui all'ospedale mi ha dato un indirizzo. Ma poi io aveva ragione, perché... Ma guarda, Ma guarda. sai quando sono ritornato in ufficio ho trovato un messaggio del commissariato fuori grotta. Fuori grotta? Che denunciava la scomparsa di un altro Saverio Finocchio. Niente di meno. Proprio in quella zona. Proprio in quella zona. Ah, che indirizzo, brigadiere? Piazzale Tecchio. Numero? 100. E che cacchio. Ecco perché, signor Fattore, voglio andare a cercare l'altro Saverio Finocchio. Ma Avete che capito? c'è da fare, brigadiere? Non vi Aspetta. preoccupate, solo una visita. Sì, ho capito, solo una visita, però Solo brigadiere, una visita, siccome no? quello sicuramente è stato uno scambio che... Fattore, solo una visita. Arrivederci. Lo segui? C'è bisogno subito a sapere chi si è accorto con che cosa. Mamma, e quando passare il sangue combatto? E come faceva? Questo va da lui. È la fine, è la fine. Madonna, aspettami! Pronto? 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 Ma che buono! Ma nonna, mi so sempre io. Ma stai schiattando di dove fai? Io ti schiattassi una cosa a te. Ma che buono! Il brigadiere Oliva sta venendo da te. Mamma di San Vincenzo, che è un brigadiere di polizia! Un brigadiere che è venuto Ma qua che stamattina, sì, vuole conoscere l'altro Saverio Finocchio. Ma non mi chiamo ma da succedere! Perché se niente, voglio... Chi è? Carla si è vestita e ti sta venendo a cercare. Il terremoto! Mitte che è da bene. Pronto? Va bene, non vi preoccupate! Pronto? Non vi preoccupate! Pronto? E la mettere a posto, se riesco a vendere le vendo, altrimenti non ho che pazienza! Anzi, ma che sei, che cazzo? Ho fatto! Ancora con lo scasacazzo. Hai capito, no? Lo vendono lui quintale e mezzo in barbabietto! Ma che schifo. Amore, dai, andiamo a letto. No! Usciamo! Ah, porti il letto con voi. Così pigliamo i pesci paparini! No! Usciamo, mangiamo, ritorniamo, ci mettiamo a letto e ci facciamo una stravacatura! Amore, non andiamo al ristorante. No, dai. dobbiamo andare al ristorante, per presto ti aspetto, Dai, muoviti! no. Siamo così insieme, a me piacciono le cose! Muoviti! Lo devo convincere, ma voi vedete un po', con tutto questo bel di Dio, quello deve andare... Aspetti un attimo.
Allo? Ah, pronto, chiedo scusa signora, sono sempre io il fattore. Sentite, mio marito non vi può aiutare. Sì, però signore, vi volevo dire... Allora, guardate, veramente, non ci dovete chiamare più, va bene? A noi le barbabietole non ci interessa. Affascino salsiccia! Le barbabietole. Ah, ma questa volta sono mele. Ci fanno schifo. Ma sono le deliziose. Ma come se fossero d'oro. Signor, Sentite, mio marito vi ringrazia molto per l'aiuto di stamattina. Sì, signor. Però in questo momento ci dovete fare, non è che Ho uno chiama a capito. casa di una persona. Però fatemi in parlare. continuazione, perché non si può fare Che c'è? Signora? I fattori ci pensi. Non ci pensi? Avete capito la Pronto? politica? Dammi qua! Pronto? Ma senta, per cortesia, ma lei che cosa vuole che ogni un quarto d'ora chiama? Andare tu anche ti sta sempre a chiamare. E questo che cos'è? Insomma, e andiamo! Un po' di tranquillità, un po' di pace! Magari annanzi a francese fai un milanese. Pronto? Pronto? Io sono preoccupato per Carla. Ah, ho capito! Ho capito! Per Carla. Ho capito, lei sta parlando della vacca marimmana! Ma vuoi vacca mano in mano? Ma non è vera, vacca marimmana! Non ci Per Carla. fatti a vestire di là! Muoviti, Pronto? mettiti le scarpe! Muoviti, non ti preoccupare! Chiudi! Saverio? Chiudi! Ma tu... Saverio, ti stai dicendo, sono preoccupato per Carla. Sto preoccupato per tutto quanto! Metti che andate al commissariato e gli dicono dal commissario Oliva, là dal brigadiere, ci spiegano fatte. Madonna mia, ma tu sei... Ah, va Pronto? bene! Metti che andate. Va bene! Vada voi. Va bene, allora lei deve fare una cosa secondo me, deve già tenere fatto. un pochettino staccato i tori dalle vacche! Vittorio di Vacca. Sì? Senti, comunque quello è andato al commissariato, gli potrebbero dire che il brigadiere sta venendo te, capiscimi? Ho capito, guarda, tenga per cortesia, faccia attenzione al vaccame! Ma poi giù capito, senti, ma mo veste e va a raggiungere Carla, va bene? Cerco Ok, di bloccare. ok. Tu fai quello che Attenzione stai, che al vuoi, vaccame. state pure. Attenzione al vaccame! Che altro vuoi? Niente, che sta passato noi! Che altro Questo è succede? passato noi! Vabbè, che Ma tu hai succede? capito, no? Che succede? Tutte le torri da campagna sono fa, ma che sono? Via da essa! E che vada sta sempre così! Beh, meno male! E che va. scherziamo! Amore, Non sì, ma che succede? sarà la polizia. E vabbè, che fa? No, l'altra polizia. Va bene, ma che succede? Guarda, fammi una cortesia, se casomai ti dovessero chiedere un pochettino che cosa è successo alla fattoria, tu dici tutto quello che ho detto a te, confessa. E se casomai vogliono un appuntamento con me per fare un interrogatorio, che mi fissassero un appuntamento. Ci vediamo fra 10 minuti al ristorante La Pacchiana, ti aspetto lì. Va bene, amore, ma ti senti bene? Io non sono più sicuro come mi chiamo, allora sono nato e come sono. Ci vediamo al ristorante La Pacchiana. Come mi trovi vestiti, così mi trovi per mangiare. Se casomai vestiti lui li trovi più, ma sono tu. Ciao. Amore, ma sono state la botta alla testa. Carla! Io non lo so. Carla! Carla! Se ci sei, parla! Non è tornata. Carla! Ma mi hai trovato per miracolo. Bella, mi dispiace disturbare. Ma si figuri, tra vicini. È che abbiamo fatto sfratto solo ieri, io e Gianci non abbiamo comprato niente per mangiare. Non c'è problema. Bella casa, signore. Che vi manca? Stamattina erano disciplinati te, capito? Ma io non so sciapittare. E neanche io Gianci. Chi l'ha da fare un mottito? A chi? A Gianci. Non può fare niente e fare la principessa sul pisello. Finocchia. Subito non si dà accorto, signore. Ma di che cosa? Che sono finocchio. No, mio marito Finocchia. Allora dai che un collega di tua palazzo. No, non avete capito. Finocchia è il cognome. Ah, ecco, no. Comunque io mi chiamo Roberto Franchetti. Boppi per gli amici. Piacere. Piacere. Signor, lo sapete quante volte mangiava fastidio? Ma non c'è problema, questa è casa vostra. Ah, no, signor. Non mi radurite che mi piglia tutta la mano. E quello è mio marito, tiene le mani d'oro. Attenta a quando esce. Perché? Ce l'avessero tagliata, signor. Avete fatto la battuta? Ogni tanto mi capita, signor. cosa? E riesce qualche insaputaria. Ma siete un buonone! Benvenuta! Siete troppo simpatici! Bene, signor, dove andate? Vado un attimo dentro, come hai messo? Prego, signor, Vado aspetti, dentro. signor, fate presto. Sì. Non sono una signora. La.
è la rovina, tassista aggredita da 2 teppisti, prima pagina che la fotografia. E la rovina ci avvisa subito al sapere. Bobby! Sì! Ti piace il salamo? Ci va che pazzo, sì. Bobby! Da volta. Il prosciutto? E porca! Oui. Ma fa morire, signora! Allora non ve lo do! Hai fatto la battuta! Le faccio pure io le sibotarie! Oh! Bullone! Si fa di nuovo! Il telefono no, il telefono no, il telefono sì! Pronto? Sì? Parlo con la signora Finocchio? No, parla solo con un finocchio. Pronto, ma chi è al telefono? Sono l'inquilino Roviani Coppa. Pure tu, spero che te la passi meglio di me, voglio... E ci puoi scommettere, Sì. sto divinamente. Beata a te. Ma che chiama la signora Finocchio? No, veramente io voglio parlare col signor Finocchio. E non ci sta. Non ci sta? No. Ma che fate, è asciutta? Ma che ne so se è uscito? Non lo sapete, ma sei tutta agitata, surata. Ma che ne so come è uscito? Ma mica c'è sta la polizia, loca. Magari è un interrogatorio. Ma quale interrogatorio? Sentite. Dite. Che passatemi qualche turno. Chi Ma mi vuole... non ti pagate a chiamare la signora Finocchio? No, la signora Finocchio è meglio di no. E dite. Perché penso che a nulla piace né mele deliziose. Ma che cazzo state dicendo? Sentite, ma mica ci sta una copia del giornale Napoli Sera, vedete da quelle parti? No, caro, No. io leggo solo Mane di Fatta. Ah, bravo, non lo leggete, è un giornalaccio. Sì. Sentite, allora fate una cosa, un Dite. messaggio per il signor Finocchio. Sì. Appena lo vedete, gli dite che ha chiamato Fattore. Fattore? E Fattoris, capisce? Fattore? Ci dicete pure che cosa ha Fattorino, non sta niente buono. Oddio, fattore? Eccomi qua! Scusate signor, mi sono permesso di rispondere al telefono. Avete fatto bene, chi era? Ma che tenete qualche proprietà in campagna? No! Ha capito a stienda che si trattava di fattore? Ancora quello scasabuatta! Ma ricevete molte telefonate strane, No, signor? solo da questo tipo strano qua! E che po'? Vuole vendere 2 quintali e mezzo di barbabiete a mio marito. Ma chi stai scemo? Quello che dico pure io. Comunque signor, vedete che cosa ha fatto lì non parla troppo bene. Certamente. Oh. Colui che dirige, sai che meraviglia. Ma perché vostro marito si occupa di me, signor? No, fai il tassista. Oh, fa un tassista! Oh, ma è un po' che sconde vicino ai casi, Ma signor. certamente. No, sapete perché? Perché io e Gianci siamo nell'alta moda. Uè, e non fate un po' che ti sconta le vicine. Ecco, no, signor. Trattiamo certi abitini di chiffon. Oh, j'adore lo chiffon. Chiffon. Dove lo prendete? A Parigi. A Parigi. A Londra. Londra. A Milano. No, a Rasile. Ma ora facete il mercato. Sì, ma è tutta roba di prima qualità, signor. Siete un devo uscire che Prego, dopo di voi, sono signor. così Dopo di voi. Signore, dopo di voi. Scusate, Chi è? stava la porta aperta. Scusate, cassa sempre la porta aperta. scusate voi. Piacere, brigadiere Caputo. Commissariato Vomero? No, fuori grotta. Ah, fuori gruppo. Fuori grotta, questa non è la mia zona. Qui non è la vostra zona questa. No, sto facendo un piccolo controllo. Controllo? Una visita non ufficiale, Di ecco. che visita si tratta, brigadiere? Riguarda un vostro omonimo. Perché c'è sta uno che si chiama come a me. Precisamente. Ah, sì? Signor Finocchio. Ah, Finocchio! Guardate un po' che c'è stanata che si chiama come? Ma voi sapete la combinazione qual è? Finocchio come a me, Volete sapere la combinazione qual è? Qual è? Capurchillato Saverio Finocchio fa il tassista. Non ci posso credere. Ah, ma non abita qua, eh? Ah no, e dove abita? Dove abita? A fuori grotta. A fuori grotta, Sì, che sì, indirizzo, brigadiere? Piazzale Tecchio. Numero? 100. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare? Ma voi mi state chiedendo? Che sta persona che tra su sta domandando, sta indagando, ma me che patrone. Appunto, brigadiere, a me che volete? Che desiderate? Per esempio, come vi siete feriti alla testa? No, ma quella già è guarita, non si vede più niente, si è rimarginata. Eppure deve essere stato un bel colpo. Sì, tosso come un fierro. Una cosa tosta. Tosso, antichissimo. La paziente, XVI secolo. Nel 500. Eh. Ma perché già usavano le borsette nel 500? I borselli. Ah, i borselli? Sì, no.
capito? Il poliziotto che ha fatto il verbale. Precisamente. Per sfottere la vecchia, La vecchia? la vecchia che aveva dato la con la borsetta. Allora questo spiega tutto. Voleva essere vecchia assai. Ecco. Comunque tutto a posto, brigadiere. Tutto a posto. Tutto chiarito? Tutto chiarito. Bene, adesso scusatemi tanto, brigadiere, se vi caccio, insomma, perché io devo andare a letto. A che studio? Sì, oggi è mercoledì, vero? Mercoledì? Oggi è mercoledì, Io precisamente. il mercoledì mattina, caccomo. Scusate, potete cagare più tardi? Brigadiere, ma che ha da cagare? Voi avete detto cacomo. Avete capito? Caccomo, carino con mia moglie. Guardate, Noi usiamo il codice, avete capito? Io pensavo che veramente il mercoledì Poi mattina stavo andava facendo, andatevi a compagni, brigadiere. state Grazie. Carla, come stai? Grazie, Prego. non c'è di che. Ti volevo presentare qua il Piacere. Brigadiere Caputo. Caputo. Siete venuti per sapere? Sì. Allora mio marito sta bene. Sembra di sì. Allora ci avete parlato? Certo. E qua? Ma quanta cosa, signor? Quando ci avete parlato? Adesso. No, proprio adesso. Fino ad adesso no? Sì? Che ti dicevo, cara? E dove? Ma dove cosa, signor? Dove ci avete parlato? Io stavo qua e lui stava Stava qua, allerta qua proprio. E io me lo stavo cercando da tutte le parti. E adesso dove sta? Ma chi? Chi vuole un caffettino? Arturo? Ah, Arturo! Arturo è andato a scuola. Ma che stai dicendo? Gli ho fatta la merendina, pane pure e marmellata e l'ho messo in coppo pulmanino. Ah, Ma non bene. si sarà meno? No, adesso mi sento bene, cara. Brigadiere, per voi tutto a posto? Tutto a posto. Oi? Signore, una volta che ho parlato con lui mi ha chiarito tutto. Con lui. Come? Che ci stai stando? Volevo parlare con me? Avevamo fatto due chiacchiere belle. Arturo, io sto cercando di aiutare. E non c'è bisogno. Che sei Napoli 6? Sì. C'è sta la notizia di ieri sera. In prima pagina. Ah, signora, vostro marito è un eroe. Guarda sta fotografia, mi è di sapore. Sì. Si mi ha asciugato una zozza, guarda. E visto che siete usciti una zozza, questo qua mi piaccia perché se è uscita bene uno poteva anche dire, sai com'è, un ricordo me lo incornicio, faccio una cosa, invece visto che è venuta una zozza, visto che poi ci sta pure la raccolta differenziata che c'ha. Ma tu stai sombriando. No, adesso mi sento bene, cara. E non mi chiamare cane. Scusate, ne abbiamo passate tante da questa mattina. Arturo! Arturo tornerò a scuola. Ma che stanno parlando? Di Arturo, cara. vita. Ma voi come state nascondendo qualcosa? Io assolutamente no. Assolutamente no. Tu ti sta zitto! Sentite, se dovete litigare io me ne vado. Arrivederci, brigadiere. Venite qua, voi restate in questo punto e non vi muovete allora. Sì, però volevo... Quando... E me ne andavo. Posso fare una telefonata? Non ne hai! Una solamente. Non ne hai fuori! Guarda che io sto facendo di tutto. Ricordati, ho fatto di tutto, penna! Scusatela, da stamattina è un fascio di nervi. Grazie. Vi posso dire una cosa? Certo. Secondo me non dovevate cacciarlo in quel modo. Ma quello è impossibile. Sì. Ma ha avuto una brutta giornata. Issa. Avrei io. Signora,
un bacino, 2 coccole e si ritorna a far pace. Ma che state dicendo? Lo devo baciare e coccolare. Non c'è cosa più bella di rimanere una giornata a letto insieme. Ma io non lo farei neanche per tutto l'oro del mondo. Voi! Ma lui sì. Ma chi ve l'ha detto? Ma lui! Ma come si è permesso? Io non andrei mai a letto con quell'imbecille. Mi dispiace per voi. Ma perché mi avete pigliato? Per una persona normale. Ah, normale. E se queste sono le persone normali, a così permescono i matrimoni. Signora, io conosco tante persone che queste cose ancora le fanno. Io no. Volete dire che non vi piacesse avere tra i piedi un altro Arturino? Ma siete impazzito? Un altro come questo. Signore, questo non lo dovete dire. Non lo dovete dire! Arturo ha bisogno d'amore, è tanto. Ma che state dicendo? Sto dicendo che mia moglie vi potrebbe insegnare tante cose su questo argomento, tutto qua. Sentite, ma ditemi una cosa. Ma è successo qualcosa a mio marito? Signore, per quanto mi riguarda, tutta la sua situazione è tutta ben chiarita. E allora, se è tutta ben chiarita, a dove sta? Ma, Mio marito! ma non mi chiudo piano coppa! Avete capito? Allora è andato sopra a trovare Arturo. Ma Arturo non stava a scuola! Ah! Signore! Non può morire. E chi si può? Pronto? Carla! Non si basta niente. Buonasera! Dove stai? Amore, tutto a posto? Sì, tutto a posto, ma dove sei? Tutto ok? Tutto ok. Ci stanno novità? Sì, ci stanno novità. Qui c'è la polizia, ecco. Pronto? Pronto? La polizia c'è Sì. sta. Aspetta, di dove siete? Fuori grotta? Ecco, Ma è la polizia di fuori grotta. Bene. Mio marito, ci volete parlare? Pronto? No. No? Amore, Uè. non vuole parlare con te. Dice che è soddisfatto. Ci Meno ho male. pensato io. Amore! Arturo, arresta! Madonna Saverio! Artù, o sta imbriaco, o si fa il canno, o si fa il serenghe marijuana! No! Fammelo! No! No, che l'Arturo ha passato una brutta giornata! No, noi qua dobbiamo trovare un rimedio. Lo dobbiamo mandare a casa di qualche ragazzo. Guaglione sa da sfugare! Amore! E tu vedi troppo infugato, ma venga a casa tra poco! Mi aspetti? Come non ti aspetto? A letto? Ci mettiamo a letto tutti e due? Stessa! Che bello! Aspettami! Come non ti aspetto? Mandami un bacio! E me lo mandi tu? E chiudi tu, ya? No, chiudi tu! No, prima tu. No, chiudi prima tu! Allora facciamo al 3. A te! Scusate. 3! 1, 2, 3! Ma si può fare che... Ha chiuso? Ha chiuso. Vi devo dire la verità. Sono contento che avete fatto pace con vostro marito. Fatto che? Mai serbare rancore. Questo è il segreto che ci tiene uniti a me e mia moglie da 20 anni. Ah, ecco, mi fa piacere. Adesso vado via. Sì. E non vi disturbate ad accompagnarmi, No. perché conosco la strada. Grazie, signore. Oh, sentite. Ditemi. Voi mi dovete perdonare per prima, sono stata un poco nervosa, ecco. Non vi preoccupate, signore, non vi preoccupate, capisco bene. Ma permettete un consiglio? Come, prego? Riguardo Arturino. Certo. Signora, calateci occasione e dategli tutto di cui ha bisogno, grazie. Che sei pazzo? Sei perdonabile, padre. Mi ero lasciato da solo 10 minuti fuori al ristorante La Paghiana. Ma sono venuto fuori al ristorante, amore, alla Pacchiana, stavano un sacco di gente. Aita così, ma vostra moglie ancora deve venire.
Come ci fai? Sono trasparenti, io sono trasparenti, ma signore, non ti arrabbiare, se pure la frittura è pronta, uscite, ma metti il logo che mo... Senti, ma che ha detto la polizia? Ma quale polizia? Quello che hai bussato prima. Ma non era la polizia. Non era la polizia? No. E chi è? Era Bobby. O cane. Ha bussato a porta, un cane che bussa a porta. No, Bobby, simpaticone che abita sopra. Si chiama Bobby. Bobby. Ma venne Bobby, non c'è una girafa. No, suo nome, Bobby. Bobby è il suo nome. Sì. Chiaramente, senti una cosa, allora la polizia non è venuta proprio. No, tranne i poliziotti di stamattina non è venuto. Non è venuto più no. nessuno. Maria, guardami un po' una faccia. Non ti sente bene? Ma posso campare così? Amore, ma io non lo so come ti vedo. Sono molto preoccupata. Sarà stata l'antronfata che hai preso con la casa. Ah, faccio la quercia. Sarà stata pure... Senti, vogliamo fare una cosa. Che volete Tu mo ti leggi il giornale, va bene? Io vado dentro, ti preparo una bella tazza di caffè, Così ti rilassi un po'. Piano piano. Amore, io non lo so, sono molto preoccupata, veramente, perché non è normale. Dopo andiamo a letto. Dopo andiamo a letto. Speriamo che stavolta ci facciamo chiuso. Speriamo, amore, leggi un po' il giornale, dai. Ma faccio una cosa. Dimmi. Ma via a letto. Sì. Leggi il giornale. Mentre leggi il giornale aspetta a te. Va Piano piano mi trovo prima un cassettino a qua. Piano piano, poi ci a Maglielana così. Amore, dobbiamo fare il mulet rouge. Mamma vai, lo vai, fa da vai, te, vai. mia, che Tesoro, che te le ti aspetta, mo. ti faccio fare il cancano. Leggi un po' il giornale. Non ti preoccupare. Mamma lo fa da te una fotografia, mega. Mara! Mara! Che ti è successo adesso? Che è successo? Perché adesso stai facendo così? Non mi fai andare dentro. Si vanno venire a Maradona! Io questo non lo permetto! Ma chi ti stravivo? Tu e Maradona e tu ti fai prendere questo per Maradona. Ma che te ne importa? Maria! Che è successo? Che cazzo ne sai tu la Francia? Chi sta a Napoli, Maradona non se ne va solo vuole accattare la Juve! E va buono, voi vi comprate a Platini, che te ne Che me ne fotta a me, Platini? Maradona non si deve muovere da Napoli, che stiamo scherzando! Va bene, fammi vedere. No! Fammi vedere. No! Ma che fai? Cazzo detto che no! Hai capito? Tu sei Juventina, tieni pure la veste, Ma non piano te! sono io. No signore! Maradona deve essere meno nata avrei nessuno! Ma a me mi piace... Basta! A me piace Basta! Parigi Saint-Germain. Basta, Maradona che a Paris Va Saint-Germain! bene. Basta! Ma che stai facendo? Maradona da Napoli non se ne andò! Un piezzo e Maradona deve rimanere con me! Ma sei scemo, ti stai mangiando il giornale! Scusate, c'era la porta aperta e sono entrato. Ve l'avevo detto, ormai sono di casa. Qui adesso l'umanità la signora, vabbè. Piano piano, non fa affogare. Sono tutti i fraghetti abito piani coppo. Bobby, Oh, grazie, vostra moglie ci ha già sfamati. Bobby, scusate, non aveva mai fatto così. No, signore. Io sono favorevole a certe nuove esperienze. Grazie. Prego. Ma è un giornale? No, è una pista, non si vede che è un giornale. Voilà! Che è successo? State con una partita, sta già che la caprindale non inizia rosso. Ma per digestivo che vi pigliate? L'espresso! Madonna! Perché hai fatto così? Perché hai fatto così? Che brutta figura! Pure con Bobby, quello c'è strano lui, e noi abbiamo fatto ancora quelli più strani! Ma tu vedi un po'! Che brutta figura! Che brutta figura! Tu sei matto! Che brutta figura che mi hai fatto fare! Me ne fotta a me!
Se non mi sbaglio siete venuti a conoscere il vostro omonimo, eh? È arrivato il momento di dirvi la verità. Avanti, confessate. Questa casa dove avete bussato e che sono venuto ad aprire è mia. Vostra? Sì. E stamattina come mai non mi avete detto che c'era un altro Saverio Finocchio domiciliato a Piazzale Te? Brigadiere, qua non esiste nessun Saverio Finocchio al di fuori di me. Quindi volete dire che il Finocchio di Piazza San Giuliano e quello di Piazzale Tecchio sono la stessa persona? Esatto. Lo sapevo. Brigadiere, questa casa è mia e Carla, sì. mia moglie, non sa niente. Ah, non sa niente? No, perché vengo Ma fa chi? come stand. Con chi? Con chi? Con nessuno, brigadiere, che con stiamo nessuno, scherzando. Con nessuno, invece ho capito che voi avete una doppia vita, caro Finocchio, Finocchio. Mi state sbagliando, mio caro brigadiere. Sto sbagliando? Sì. Chi è? Chi è? Chi è? È la cameriera. Continui a fare la cucina, non ti preoccupare. Avrete la patata, io la pago, sono il suo datore di lavoro e se permette di parlare così. Fai quello che devi fare, capito? Ma che sta facendo? Ed anche chiusa io. Chiusari. E per forza, quello va da una stanza all'altra ogni per 44 e mi fa le ciambate a terra. E io non voglio. Non ti preoccupare che vado ad aprire io. Dove andate? Ci vado io. Sì. Adesso va sparinata voi. Non vi muovete di lì. Fermo lì. Ma sei scema, mi hai chiuso dentro! Ma tu te ci può passare poco. Ma che scherzo è che mi chiudi dentro? Maria, guardami un po' in Che faccia. è successo? Sto tutta attrezzata. Amore, approfittiamo subito. Non c'è no Amore! Sarà stato il giornale che ti sei mangiato. Sicuramente è Maradona che sta facendo allenamento in davanti. Amore! Bella! Ti compri tutti l'album di figurine di tutti i calciatori. Madonna mia! Aspettami a letto! Oi! Hanno bussato alla porta. Sì, tu aspettami a letto stesso, capito? Va a aprire io! Fate subito! Vai! Stesso! E non iniziare senza di me, eh? Sacci sti cazzi! Caro signor Finocchio, una sorpresa per voi. Ah, finalmente è arrivata la pastiera! Noi è arrivato babà. Io non ho ordinato! E il signor Fattore. Ah, esso papà, si scusi, senza rumore, non ti preoccupare, non ti preoccupare, state zitti, ne fai più niente, ormai è arrivato il momento di dire tutta la verità, e basta. Guardate signor Finocchio, se c'è qualcosa di poco illegale fate meglio a rivolgervi subito a un avvocato. Giocare brigadiere, qua non c'è bisogno di nessun avvocato, non stendete il dito un un'ora a dire così, ecco lì, perché oggi la cosa non è più illegale. Ma che cosa non è più illegale? Che ma fa, sono 200 kg. Ma che mi da ricere? Ma che Pensavo ma che già l'avessero capito. Ma che? Ah, ho fatto i miei appartamenti. E c'ho può rincere. Lo dico, Ve lo me dico. lo posso dire? Me lo dovete dire. A cui io parlo. Devi Ma parlare. non faccio che ha fatto. Dovete parlare! Posso parlare? Certo. Io e Arturo, dovete sapere che siamo... Siete? Ce lo dico? Siamo. State zitti. Avanti. Se lo dico, un Sì. momento. Ce lo dico o no? Ma che stai Io e Arturo siamo... Siete? Due ricchioni. Voi volete dicere che... Sì, è stato un colpo di fulmine. No! Sì, quando lui è venuto ad abitare a Piazza San Giuliano, secondo piano, io abito al primo piano, la carrapia porto perché sai, un mazzo, ma pareva Giulio Cesare. Da quel giorno ci toschi un mazzo là e più nessuno. Mamma mia, che botta che Lo so, a me guardate che è capitato da poco, lui da sempre, da Ma ragazzo. che è stato stai così. dicendo? Guardate, si mette sempre col culo appuntuto quando vede alzati, e non me la sa che fastidio. Saverio! Ehi. Io non sono E ricchione! neanche io. Come saremo? No, che neanche io mi permetto che dire queste parole di Chiore Naggio Brigadiere. Ricchione. Non signore, chiamami Checca. Checca, ma che stai dicendo? Checca non mi dà fastidio. Eccolo, Scusate, chi altro è? la cameriere. Ma non stava qua. Si sposta, ve l'ho detto. Continua a fare il bagno! Eccola! Quello parla così e non sa chi sta qui fuori. Ricordati, quando parli così e non sai le persone che stanno fuori. Taci! C'è il fattore! Ecco fatto! No, non vuole che io me lo faccia con lui, ma che te ne fotta a te! Chissà come mai. Sentite, io voglio dire una volta e Ma per basta, sempre. già l'hai detto, amore, ma quante volte vuoi parlare? Basta! Che ca tu e che ca io, basta! Signor Finocchio,
A questo punto io me ne vado. Arrivederci, brigadiere, iniziamo Arrivederci, brigadiere. Saluto, brigadiere, mandi un bacio. Ma lo bacio per Ma piacere. perché mi dici sempre questo? Perché mi mandi sempre? Guarda che mossa che fa, brigadiere. Non l'ha mai fatto, stupido. Fate schifo tutte e due. Lo so, ci capita. A proposito, signor Finocchio, Sì? forse è meglio se ve ne tornate a casa da vostra moglie. È geloso lui, da Carla. Carla, esatto. Ci devo andare per forza. Dopo quella brutta notizia, chissà come sta. Ah, sì. Quale notizia, sentite, che è? Niente, dopo ti spiego. No, che mi spiegate, ci nemmeno quale notizia? Fate i nonni. Che è successo? Non negate? Fattore, sa tu. Ma che sa ci? Parlate per favore! Il fatto del triste annuncio. Ma no, triste! Hanno dei cavalli, hanno perduto, che sono sempre cavalli! Ma poi, no, quale triste? Triste Ma annuncio. triste, hai capito triste! Ehi, E che è successo? c'ho pulito rice, no? Ma che c'ha già rice? Per favore volete parlare, vengo fuori che mi va vento, per Allora se lo favore! dico io. E dici d'angelo voi? Insomma, i nonni di Carla sono caduti a coppa a montagna. Ma no! Poi, Ma come sono caduto? una valanga. Ma si sono ubriacati, la falanghina! falanghina. Ma che roba la fuori rotta? Che roba? Valanga in terra! Hanno scavato! Eh. Non si fine! No, una valanga, no. Sentite, ditemi che cazzo è successo! I nonni di Carla sono morti. Poi, E come sono? durante un'escursione. Avanti in discussione! Non è facile questa discussione! Escursione! Escursione, a gita in coppa a montagna. Sì. Sono morto! E sono morti. Sì, sono morti. Dopo ti spiego. Per voi deve essere stato sicuramente uno shock. Lo credo, voi state scherzando? Eh. Questo è il nonno di Carlo, sono 25 anni che vanno a una seggia a rotelle. A Sergio Arrotella. Sì, ma la moglie sono trascine per tutte parti, sì. Pure un coppa a montagna. Coppa la E montagna. adesso sicuramente dopo una notizia del genere, sicuramente vorrete stare vicino a vostra moglie. Dire qualche cosa. Cosa? Dici qualche cosa a mia moglie. Date retta a me, andate e restate. Riesce, c'è capito? Ci resta Il telefono. rispondi un pochettino. Non esiste, non mi mettere in mezzo, facci come cazzo già dice, state zitto, levi in mano a culo. Saluto il brigadiere. Ciao brigadiere, ci vediamo la settimana prossima. Pronto? Pronto? È lo 081 44 13 11? Sì, parla il brigadiere Oliva. Questa maronna ingarrata. Salve brigadiere, sono la signora Carla Finocchio. La signora Carla Finocchio. La moglie di Saverio Finocchio. Siete stato stamattina presto a casa mia, ma non vi ricordate? Come? Non mi ricordo. Piazza San Giuliano. Non sapevo che vostra moglie era a conoscenza di questo posto. Infatti volevo spiegare Sta la zitta. Pronto? Pronto, scusate, ci hanno interrotto. È il solito disturbo. Prego? Sentite, l'ultima volta che ho fatto questo numero si Sì. sentivano dei respiri affannosi. Respiri affannoso. No, che l'avevo capito! Seduto! Arrivederci. Pronto? Pronto? Pronto, Sì. sentite, io sono preoccupata per mio marito, Per per vostro marito. come si comporta. Ma perché come si comporta vostro marito? Fatemi parlare. Silenzio, seduto anche voi! Avanti, marcia! Subito. Aspetta, vediamo. Pronto? Mio marito Dite. è cambiato, non Sì, è più cambiato. lui. E com'è, com'è? È diverso. Diverso. Esatto. Capisco, guarda, sto mano a capo, chiamo il telefono. Smettetelo, sa? Pronto? Dite, pronto? Pronto? Sentite, quello mi ha chiamato poco tempo fa e ha detto che sarebbe tornato subito Sì, a casa. sì. E invece sono passati 20 minuti e ancora da tornare. Già, Mi sono preoccupata, dopo tutto quello che è successo. Capisco. Eh. E avete chiamato a questo numero? Brigadiere, posso spiegare una Ma cosa? confidente, Per lo piacere, vi dovete sedere. Cosa fanno? Avanti, anche voi. Pronto? Pronto? Sì, signora. Mi sto cercando a mio A marito. vostro? Marito! E lo cercate qua. C'è. Questo nascondigli, state scoperto. Pronto? Sì, signor, scusate, ma come mai avete chiamato qua? Scusate, cercavo a voi. A me. E mi cercate qua? Ma perché, scusate, questo non è il posto giusto? Come? Io qui? Ma voi, i vostri uomini. Ma quale uomini, signor? Madonna mia, quelli che stanno sotto di voi. Signor, non mi coinvolgete nelle vicende di vostro marito. Scusate, ma perché non vi pagano per questo? Ma voi state sbagliando proprio. Oh, sentite, io capisco che vi dovete occupare di tanta gente prima. Sì. Ma torna marito, ma ad arrivare prima o poi. Signor, ma che state pensando? Che sto pensando? Che sto pensando? Che state Che pensando? mio marito non mi interessa. Basta, questo è il colmo. Non fai sentire una parola di più. Buona. Allora, seduti tutti e due. Stai Avanti, seduti, forza. subito. Signora, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro. Io sono un uomo normale e non è colpa mia se vostro marito e il signor Fattore sono due checche. Ecco fatto.
Che? 2 riccioni, signor! Ma che state dicendo? Sì, non lo dico io, vostro marito Io da poco. da poco e il signor Riccione fattore da sempre. riccione da sempre. Mamma mia! Dobbiamo sapere. Sentite, non è possibile! Quello mio marito si fuma pure il toscano! Saverio toscano, soppo pure agli ottimi, ma sempre riccione! È impossibile, vi dico! Ma che è impossibile, quelli stanno davanti a me, l'hanno confessato! Rissa. Maronna, e che facete? L'arrestato! Non posso, non è più illegale. Non è più illegale. Allora scusate, perché l'avete portato sopra al commissariato? Ma quale commissariato, signor? Io sto nel loro appartamento! Non ti dico. Piazzale Tecchio 100! Aspettate, piano, facetemi capire buono. Dite. Appartamento piazzale. Tecchio Numero. 100! Io sapevo! Ma sto venendo, non mi muovete. Dove andate, bamboline? Fermi lì! Io volevo andare un pochettino a risollevare un po' l'anima di mia moglie. L'anima di passaggio. Io a trovare qualcuno che risolleva un poco a me, cave. E io vado al commissariato a stendere il rapporto. Saverio, noi ce lo dobbiamo dire che qui c'è un equivoco. L'equivoco siete voi. Ma come si può fare? Proprio il matrimonio di quest'uomo dovevate inguaiare. Voi non brigadiere. Facetemi un piacere! Va bene, sei contenta, sei soddisfatta, va bene, Saverio, va Sono bene. soddisfatta, ma che stai dicendo? Che sto Tu, dicendo? ma che stai dicendo? Che l'altra volta che hanno fatto sapere a mia moglie che io sono ricchione, sono soddisfatto. Veramente gli ha fatto sapere che il ricchione sono pure io. Tu sei disoccupato. Zitto, disoccupato, vedi che bella fine che ci fatto, che fine, disoccupato e schedato alla questura come omosessuale. Perché sia un momento che trovo posto. Questo è il momento. Io con gli umidi, ma stiamo pazziando. Io con gli umidi. Io già ho tante difficoltà con le donne, tu sai che Dio sa, ma maronna o bene che fermano con mamma. Arturo, la colpa è tua. A me. Perché se tu non volevi che tutto questo non succedeva. Non succedeva, Esatto. io sono venuto qua per dirvi, per avvisarti che in Coppo Giornale in prima pagina c'è la fotografia tua e di Carla. Lo so. E io l'ho Non stracciata. la giumagnata. Figurati. Devo chiamare Carla. E che ci dice? Niente, voglio sapere prima tutto si risponde. Ma si non risponde. credi che lo sarà accaduto a Coppa Balcone. Sei ittata a Coppa Balcone, sarà sicuramente. spenta sicuramente. Carla risponde. Ti do tutta la verità. Io tutta la vita. Tutta la verità. Non Adesso è risponde. pentita. È morta, è svenuta, che sa? Ricchione contro ricchione. Ascoltate questo. Ma non è possibile che oggi mi vai chiudere? Ah, certo, non lo conosci. Arturo Fattore. Lascia te. Ah! Se lo stai a Vienna? Bravo, quando? Sei contento? Assai! Ah, madonna mia, ma come si può fare? Lui sta triste, lo sai perché? Che è successo? Che è successo? Tutte le torre nessuno si può fare così. Come E mai? stanno tutto finocchi. Si chiamano tutti quanti come a te. No, ma è nata cosa, è nata finocchia. Sentite, mi dovete dire qualche cosa? Ve le devi dire io una cosa, signore Fattore. A me? Oui. Oui. Guardate, se non ci venite più a casa nostra, veramente, ci fate lo sfascetto del piacere. Ecco fatto, sì. Pure perché a dire la verità a noi la vita di campagna ci fa schifo. Hai da fare a me, signor! Scusi, sei stato un pochettino arrabbiato, delicato, ma non voleva essere scordato. E invece sì. Maria! E invece sì, Saverio. Maria! Saverio. O vieni subito in camera da letto con me, o te ne vai alla fattoria con lui! Sarà la vacca vostra! Pure che l'hai fatto venire? Sì. Non è che ne hai inguaiato un matrimonio, ma ne hai inguaiato lui! Io la prossima volta non faccio i cacchi miei e me ne vado. Ma tu te lo fai No, hai qua. guardato sto film. Ma chi Ma è? cosa è successo? È tutto fuori. Ma che cosa, Re? 2 litri di vernice rossa. 2 litri. Ciao. Ci dà vacca in testa! Non presentate, amiche di mio marito, signore Fattore. Ha giù capito. Voi siete che le me. Bravo! Comunque stavo dicendo. Ehi, lo sta attendendo? Spiritoso. Galano!
Severicenne, che la pelliccia rossa accompagnata tutto sotto un soffitto. Ma che stai dicendo? E tra poco scorre tutto sotto un... E che può fare? Noi a coppa, noi a sotto, ormai non ci facciamo più caso. Io adesso vado sopra e batto. Ah, batti sopra? Sotto ti batta sotto. Batto sul pavimento del nostro bagno. Voi andate nel vostro e ascoltate. Benissimo. A pizzati il re. Bene, Bobby. E non vi preoccupate, Vai, bello. vai. Ci pensa il vostro Bobby. Ciao. Ciao. Ciao, Bobby, che siamo? Sentite, allora ribadisco, ma non pozzi che... Bene, au revoir, Ma arrivederci. dica cosa per favore appena arriva alla fattoria, fammi una telefonata. Un colpo di telefono, Sì, cata, già fanno colpo di telefono. Sì, Scusate, il signore che è uscito ha detto che potevo entrare. Sì, come no, questa è la vostra casa, brigadiere. Grazie. Vedervi è sempre una gioia. E di gioia si può pure morire. Come no. Brigadiere. Sì, dite. Se avete bisogno di me, qui sono a letto! Sempre nervosa, eh? No, non è vero, è sempre così, ma non è vero. Come mai qua da queste parti, brigadiere? Io veramente ero passato. Il mare luccido. Guardatelo poco. Huawei! Ma che stai... Cucuzate te, ma che stai facendo? Andiamo su casa, no? Veniamo visite! brigadiere, come state? Signor Finocchio! Dite, Scusate, io parlavo con l'altro signor Finocchio. chi altro? Il vostro omonimo di Piazza San Giuliano, scusate. Omonimo di Piazza San Giuliano. Il mio omonimo di Piazza San Giuliano, troppo dispiaciuto. Ah sì! Ah sì, è passato di qua per salutarmi! Ci dobbiamo conoscere ancora passato, bene! Bravo! Ma ditemi una cosa. Ditemi tutto! Ditemi una cosa. Ditemi tutto! Che emozione quando lo vedo, siete trovato faccia e A faccia. lui! Sì! Non può dire proprio! Io appena l'ho visto, quello ho fatto la pelle cupiello. Mi sono tutto ritirato così! È un'emozione! Un'emozione. Ma che scherziamo? Comunque il signore là Sì? mi ha spiegato tutto lo scambio degli indirizzi all'ospedale Cardarelli. Tutto! Quindi tutto a posto! Tutto a posto, grazie Hai signor capito? Pinocchio! Mi avete risollevato da una situazione veramente delicata! dopo ti spiego. Allora, brigadiere, la ringrazio e ci vediamo magari una prossima volta! Scusate, Scusate, tanto. Sì, stamattina sono venuto in un momento poco opportuno. No, fate stamattina, non vi preoccupate, brigadiere, cose niente. Quello stava andando a letto con sua moglie. Finocchio! Dice brigadiere! Ma questo perché? No, questo perché me lo devi dire tu? Questo perché? E me la pressa. Perché la situazione non era buona. Aspettate. Io ce l'ho detta alla signora Finocchio. C'hai, Non facciamo che adesso alla fine tutte le coppe cadano su un Arturino. Chi è Arturino? Arturino è il mio bambino. Se ti tenga male capa, non mi trovi, non so se c'è niente. Mio e di Carla. Arturino? Arturino. Arturino! Lui, visto? subito! Amore, vieni. Madonna, ma tu non la vuoi finire tu queste turbe sessuali? Ma non vedi che te ospiti, no? Va bene. Ah, ma scusate, ma io adesso vado via, brigadiere. Che è meglio? Brigadiere, mi devi perdonare, non intendevo veramente offendere. No, ma non vi preoccupate. Vi posso fare una domanda? Come siete rimaste sorprese quando l'avete vista tutte e due insieme? Ma ormai a me non mi sorprende più nulla di lui. Ah, però devo dire la verità, c'hanno un sacco di cose in comune. Certamente, qui, le mele, E mele? le barbabietole, Le barbabietole. le vacche. Ma una poca letto 5 minuti ti raggiungo un colletto. Saverio, mi devi far sapere una cosa. Dimmi tutto. Se tieni intenzione Sì. di far trasferire Artur in casa nostra. Arturo qui. E che va già dicere, brigadiere? Sì? Sì? Scusate. Voi prima avete detto che mia moglie non sa come, non sa quanto ragazzi, invece no. Mia moglie morì a un cuore tanto.
Conosce il figlio Arturo, come no, l'ha visto con la muccona, senza le calze. Ah, buon esagerato. Ora a freddore non ti compra mai un gelato a te. Portalo un po' qua, lo teniamo noi. Lo parenis, così te lo riporti più chiatto. Il ragazzo che è così. Ma per favore. Posso dirvi una cosa? Dite. Il vostro è un gesto nobilissimo. Scherzando, siamo fatti così, teniamo un cuore tanto. Un cuore tanto. Siete gente e cose. Benissimo, vi posso accompagnare alla porta. Ma certamente. Grazie, onorato. brigadiere, di tutto. Arrivederci, Arrivederci. statevi bene. Un caffè con brigadiere, là dentro una bella tazza di caffè, caschium. Una bella tazza di caffè, caschium, andiamo, brigadiere. Sì. Casomai, mentre facciamo un caffè, mi volete raccontare qualche cosa di Arturino? Mamma nata, brigadiere, che Carturino stasera va a finire in galera per omicidio. Ma che fate dicendo? Arturo! Arturo da scuola. Padre di Arturo! Ma che buono. Bambino, brigadiere, non si preoccupi, dopo la prendo pure il caffè. Grazie. A me facete meglio che schiuma. Saverio, che è successo? La rivoluzione. Cioè? Il terremoto. Saverio La parla. guerra mondiale. Saverio! La porta. beh. Sono io da rapire. E allora? Carla. Ma non è che hai fatto? Ti ho schiattata la porta in faccia. Mamma mia, come stiamo? Mamma mia, come una moglie che ha saputo da poco che il marito è ricchione. Saverio, tu ci devi parlare. Parlaci tu. Non esiste proprio, non mi mettere Non mia. sapere di Maria che succede. Non lo faccio. Sai che faccio? Che fai? Mogli ta coppa a Ma che sei finestra. pazzo, stiamo al sesto piano. Non mi voglio buttare. Statta ferma. Lasciami stare. Passiamo una guaia. Lasciami stare. Posso dire cosa? Scusate, Lasciami stare. che bel tango! Potete interrompere il tango? E secondo te io volo il tango come un maccano? Lui è venuto per dirmi un pochettino la nuova muncitrice. Esatto, perché devi sapere, tu che sei in Francia in vacca di una volta, che la zizza, la vacca, la tiene qua. E quando si munge si fa, ah vascia, chi ti ha visto? Così, perché se tieni così un lattro sotto su. Questo è tutto, è una muncitrice. Che va bene. Non lo so se tu e Carla Frasci ve ne siete accorti. Di che cosa io non me ne sono accorto niente? Sta suonando alla porta! Ah, si già provveduto! Eccola. Chi era? Chi era dove? Alla porta, Un momento sapete che chi chiedo era? al vaccaro, chi era? Lui non sa niente. Chi era? Chi era? Me lo puoi dire in francese che mi... Saverio, è lì alla porta! Liliana Porta. Liliana, è quello che si Chi chiama. è alla porta? Chi è alla Chi è alla porta? porta? Una monaca. Una monaca? Una specie di monaca. Una specie di monaca. E cosa vuole? E cerchi soldi per gli orfanelli. Ma io tengo un'idea però. Io ne ho una migliore. Quale sarebbe? Che tu fai a monaca, io vado a fare un caffè. Va bene, ma ci vado io. Amore, e dove vai? Vado ad aprire io, con tutte queste sisse da fuori. Amore, che succede? Di 2000 lire la mando via, va bene? Amore, dai qualcosa di soldi pure a vaccare, fanno andare fuori. Sicuramente farò così. Amore! Sì? Se non vieni subito in camera da letto, io stasera me ne vado in albergo da sola! Oh, amore, che bella idea che hai avuto. Una cosa, cosa mai dovesse realizzarsi questa cosa. Non uscire di qua, esci per la porta di servizio. Saverio! Amore. Sei matto! Grazie. Carla. Fammi che... Indifferente bello. E non spingere, non spingere, ma chi ti ha fatto trasì? Oh, brigadiere, la porta è servizio. Questo che cos'è? Avanti, rispondi, cosa facete in coppa a sta casa? Che resta storia? Perché siete due ricchioni? Per piacere, una domanda alla volta. Ma vi sentite bene, signora Finocchia? No, ma voglio sapere mio marito in sta casa cosa fa? Ma scusate perché ci ho deciso. E chi le ha sbattuto la porta in faccia? E perché? Ma non lui, Saverio! Sentito! Il caffè è pronto! Sentite, secondo me la proposta risolverebbe tutti i problemi. Ma qual è la proposta? Che l'Arturo viene a vivere qua. Brigadiere, per cortesia! Parecchio, Carle! Pensava a mio marito chiuso rido taxi la sera che pensava a me. Invece chi le vedeva accanto a passare in fresca con te. Mi spiega. Tutto a posto! La porta in faccia, dai! E se ne andate! La prossima volta io ho un urtone in faccia! Lì! Saverio! Mi ha fatto girare! Cazzo!
Ha fatto il giro. Guarda chi ci sta! Guarda chi ci sta! Alla miniatura! Dire che stanno poco incazzate. Ma che può vicino a me con me che siamo uno scampo che... E allora? Andiamo a casa che ti spiego tutto. Ma perché questa non è a casa tua? Gridare! Perché sai benissimo che io non voglio che tu gridi! Capito? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Apri questa porta. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ma chi è? Ma che faccio un portino alla le porte? Ma chi sia lei? Chi è? Che chiudono, non le chiavi, non ho niente. Chi è qua per conto se andiamo via? Che io queste cose non le sopporto. Andiamo, forza. Non anche pure io. Ma se posso sapere che sta succedendo qua? Niente. Proprio niente. E Bobby? Oh, Libera Franz! Lo prendete tutti? Con lo zucchero! Già capite, porto la zuccheriera! A te poi ti chiamo dall'albergo. Voi se volete potete passare anche la notte qui. grazie assai. Spero che lei sia più fortunata di me. Ma lei si presenta sempre così. Ah, scusate, piacere. Merda! Ecco. No! Questa cosa così, guarda che sta cosa all'inglese, ti mi piace? È bello. La cosa in inglese a Napoli. Però se la gente non mette il grigio, che non mi piace. Ma mi so grigio, non lo so, bianco, grigio. Però in inglese ha fatto una bella cosa. Chi è? Oh, Falegname, non lo so, se l'ha detto pure. Però una cosa... Chi è? Non lo conosco, che tu sai chi era un Falegname? Chi è quello che è asciutto? Ah, quello che è uscito. Adesso si chiama Ricciolo. Ricciolo. È un travestito. Madonna Quello che hai visto uscire non è una donna, è un uomo vestito da donna. Cos'è? È un amico di Arturo. Ricciolo non è amico mio! Eia! Un uomo fa vedere, non si lunga la mano, ma poi è anche amico mio. Amico tu è mio un cacchio, mo E finiscila, e basta. Basta. O cacci un amico tuo, io so e basta. Ma insomma vedi quella donna che sta passando nello poco, sta soffrendo nella manella e tu ci passi addosso con una macchina a 4 ruote. E che c'è? A casa non ti eri mai tradito. Non ho avuto mai tempo. Quanto a te non avevo alcun dubbio. Ragazze! Ma siete tutte sole! Ma che è stato? Ma non mi avete sentito battere! In che senso? È mezz'ora che sto zumbando come del panino! Ma che balla così? Ma Ricciolo, sei scornuto o no? È scornuto o no? Salve, lei è nuova di qui, vero? Sì, Io sono l'inquilino del piano di sopra. subito me ne sono accorta. Senti Bobby, per cortesia, vieni un attimo qua, se ne parlerà. Ma che soldi che la Ricciolo sarà? Bobby, vieni, per cortesia, attento. Ecco il caffè, chi fa gli onori di casa? Ma voi che ci facete così? Niente, sono fuori servizio e durante il tempo libero mi diverto a fare la vitandiera. Saverio! Sentite, invece la soddisfazione avrei si scorrono. Allora chi lo prende? Ah, per questo giro non sono dei vostri. Guarda. Non è dei nostri questo. Questo non è dei nostri! No, qualcuno gradisce il caffè? Ah, ma è quello buono? È il suo. E allora, prendi una tazzina di caffè pure te. Non lo voglio il caffè. Ecco, non E per la signora Finucchio? Ho detto di no, grazie. Io parlo dell'altra signora Che Finucchio. cazzo, brigadini? Ma quale altra signora figlia? Quella che stai casa qua. Parla di Ricciolo. Ma perché anche lui conosce Ricciolo?
Sapete come chiamo la mia? Ma perché anche voi ne avete una? Signore, è 20 anni che stiamo insieme. No, a me lo zucchero non c'è mattina. Io la chiamo Sorcetto. No, ma voi lo sentite? Sì, ma è un vezzeggiativo. Ah sì, quando è simpatico. È vero? Un vezzeggiativo. Comunque a mia moglie piace. A vostra moglie piace Sorcetto? E che vero, tanto tempo si è abituato. Quando è bellezza! Si è abituata! Ma sapete lei come mi chiama? Cinzia. No! Mi chiama? Ha fatto stornuto. Ha fatto stornuto. Ha fatto una... Salute! Che sta influenza? Statevi accorti, avete fatto un vaccino? Mi chiama Micione! E perché mi chiama Miccione? Forse ci piacciono i sorcetti! No! Perché faccio? Ferranavuotolo. Non lo so. Faccio le fusa! Parevano tutto, pareva. Veramente. Scusate, ma Sorcetto veste con Marricciolo? No, solo quando andiamo a ballare. Sentite il caffè. A ballare! Il caffè è buono, ma non l'hai preso, era una cioccolata. Era buono. Brigadiere, grazie dei consigli che ci avete dato. È stato veramente perfetto. Oh, che bello essere sposato come lei e raccontarci tante di quelle cose. Bravo. Grazie. Niente. Ma sapete che cosa? È un po' di esperienza in più sul matrimonio, tutto qua. Ah, ma è così, è vero. Sì. So com'è difficile far combaciare due gusti completamente diversi, specialmente ai primi tempi. Ma volevo sentire. Tu l'hai saputa, no? Io non mi saprei mai abituare come la moglie di Micione! Signora bella, il matrimonio è un dare e avere. Non sapete come mi piacesse avere? Non lo so! Che il signore qua corresse tra le braccia della sua riccia e voi insieme a lui diritti a letto. E voi pensate che così saremo tutti più felici? Saverio? Assolutamente sì. Saverio? Invece sapete che cosa penso io? Non me lo dire. Che voi siete il peggiore di tutti! Ricchione! E pervertito! Apri la porta e fammi uccidere. Aspetta fermo. Chi sta chiamando? Riccione o brigadiere? Si arresta. Intervieni. Risolvi questa situazione, non so c'è più che c'ha già ricciere. Spostati da dietro, stronzo. Brigadiere. Questa povera donna. Non esagerare. Sotto zitto, fammi fare che te ne tutto. Se la vedete così, distrutte, ha detto quelle parole perché lei, adesso come adesso, ha un dolore Esagerato. che lei non sa e neanche lei, per causa dei nonni. Chi è? Non ghia. Che c'è? Killer killato, brigadiere. Ma tu che cazzo sei? E nonno? Tutto a posto? È successo qualcosa al nonno e alla nonna? Tutto ok! E allora perché lei nominate? Perché chi si va pigliato un brigadiere panata. e a un certo punto i nonni due hanno una gambaci e Ma scusate, ma perché mi ha chiamato ricchione e pervertito? Ma perché non può essere diversamente? Adesso ci penso io. Cara, amore, tesoro, perché non ci andiamo a fare 2 passi al parco? Secondo me Arturo deve essere chiuso in un manicomio! E voi che dovete essere rieducata, signora! Brigadiere. calmati un Dite, fate qualche cosa! però pure voi brigadiere E che devo fare? È stata lei che ha iniziato ad offendere, scusate! Tutto non fa. Che state lei? è avuto una crisi isterica sì Facci già. Ma si può le Bobby Vite!
Ma che state a chiamare? Guarda, Vittorio, come sta? Fai presto. Vado a pigliare il secchio che scusami tesoro. Ma chi è? È uno che di solito sta di sopra. Sta di sopra! Sentite, chiamiamo un dottore. Brigadiere, sentite, io ho delle pillole che mi ha dato l'ospedale. Per favore, andate a prendere un po' d'acqua. Vado. Ma chi è? Non poliziano. Polizia! Ma tagliali, ma non lo vedi? Eccolo lì, tutto a terra. Tutti vivi incendiati. Sta pigliando tutto quanto, sta pigliando. Senti, facciamola vomitare, dove è il bagno? Dove sta Picasso? Andiamo, piano 1, piano. 2, 3, via. No, così, Ma che stai facendo? Non filmati in Dobras! Tinto brassezziate, che si dà aiuto su un flacone di pillole. Ma vedi, c'è un rito in casa! Se mi sta più ridare tu mettessi, guarda. Oh, e dillo su, gatto! Sentite, andate a prendere un po' di acqua salata. Ma mare sta a 10 km, come faccio? Ma che state dicendo? Andate in da cucina, pigliate un bicchiere e mettete il salaino, no? Sale, A voi, prendete un po' di aceto e bicarbonato di sodio. Ma voi affogate anche! Faccio da un prezzo, signor Finocchio. vado. Pure voi vi chiamate Finocchio! Fatti cazzo tu! Che cosa fate? Signor... Signora! Signora! Sono chi piano piani, signor! Ricciolo di Danai! Piano piano! L'acqua salata! Hai già trovato un ketchup, va buono stesso! Il triangolo no! Non vi preoccupate, vado io, la casa è mia, se io devo muovermi! Non vi preoccupate! Signor, scusate, che arrivo per fare qualcosina! Ricciolo! No, Maria! Ma tu non stavi in albergo! Ma mi è sembrata un'idea stupida e sono Ma tornata. guarda, ma che la mai idea quando è cominciata la commedia? È la migliore, vai, andiamo un'altra volta in albergo. Ah, Saverio! Dimmi cosa sta succedendo qua, In questa casa? in questa casa. Niente. Proprio niente. Saverio? Sì? Il brigadiere ha caricato la monaca sopra il letto. Oh, poveretta, si è sentita male. Come mai? Come mai? Perché nessuno gli ha voluto dare l'offerta. E gli è venuta una crisi. Mistica. Poveretto. Sì. Ma fattore, che sta facendo? Vieni qua per cortesia, il fattore, meno male che ci sta. Che stai scherzando? Voglio mai un cielo. Quello è anche un veterinario. E Bobby? E poi un fattore, la Monica, che cazzo l'hai vista tutto quanto? Sta facendo la trasfusione di sangue. Non signor sta suonando la vittoria che sta scenando in bagno, andiamo in albergo. Ah, non ce la faccio più! Il lavoro di casalinga stanca assai, signor! No! Signor, voi che fine avete fatto? Caso, asciutto tutto pazzo! Ma si vede. Hai da pregare il bagno e che Che è successo? ma va la casa in check lo squartatore! Guarda, Saverio, ma non è possibile che tu così, perché si deve Forse è meglio che vieni tu perché qua... Ricciolo! Ed è Madame Maria, come si chiama? Maria! Ma che se non aveva stai in albergo? No, ha detto che era una trovata stupida stare lì e detto no. Ah, ci capite? Ma come sta la monaca vostra? Ah, ma non è che chi? La monaca vostra? Ehi! Che? Sur Carla! Oh no! Suor Carla, sta meglio, sta pregando, sì. Ah, meno male. Ma poi vi ha detto perché non porta l'abito? Madonna, ma te l'ho detto, non è una monaca ortodossa e poi, quando volta te lo devo dire? L'abito non fa la monaca. No, ma quella bestemmia come un tubo. Infatti, sì. Per capire. Signora Finocchio. Come sta? Insomma, sapete che ci fatto? L'ho fatta mettere un po' sul vostro letto. Avete fatto bene. Volete andare a controllare? No! Adesso vado io. Sì, fate vado a bene. vedere io, poveretta. Grazie. che non Brigadiere. sapete. Sì, venite pure. Brigadiere! Sì, avevi una pensata proprio cretina. Lo sa perché? Perché non vorrei adesso che la signora Finocchio, moglie di questo signore, Sì? sì, piglia scappa la signora Finocchio, moglie mia. Boh. È la moglie mia, signora Finocchio, di questo qua. Piglia scappa la signora Finocchio, moglie di quello lì. Ma perché se se la piglia a pacchera sti signori Finocchio? Scusa. Sentite? I gruppetti come non funzionano, Ricciolo! Ma è stato?
suo vestito! Non sono della tua taglia, piccione! Sorelle, rilassate! Non mi chiamare sorella, sai? E ancora novizia, scusa. Ma quale novizia? Quale novizia? Io rispetto a voi sono una verginella! Va bene che è ortodossa, ma come parla questo? Ecco il suo vestito! Dio! Se mi vedesse la mia povera madre! Parla della madre superiore. Abbadesse, capito? Secondo me la causa di tutto è Arturo! Arturo! Già, Arturo! Ma perché pure voi conoscete Arturo? Non ti preoccupare, te lo puoi tenere, il caro Arturo! No! Signora, no! E prima di affidarlo a qualcuno, dovete vedere bene a chi lo date, scusate! Scusate, questo è il momento di andare in convento. Io non voglio andare in convento! Quello sarebbe una soluzione per tutti quanti, il convento. Io insisto a dire che la causa di tutto è Arturino! Ah, parole sante, micione! E tutto questo perché? Perché ti sei rifiutato di dare qualche cosa? No, a me qualche cosa me l'ha data, ma non è niente in confronto a quello che era da tutto quanto. Sorella! E allora dillo che vengono fuori da sta casa. Sorella! Allora il signor Pinocchio è vostro fratello! Guarda che... Siamo, mostratevi un poco più affettuoso! Ma chi? Voi, è che la... Ah, ciao, è mia moglie, sì. Cara, amore mio, Ma come prima facevo così? Sempre così, non volevo andare in convento, ci hanno buttato per forza, in mezzo a pazzi. Poveretto, forse si è pentito delle sue scelte. Ah, è quello che penso pure io! D'altronde è contro natura questo rifiuto del sesso! Caronne, ma come Terza porta a destra, adesso ci penso io. brigadiere. Brigadiero, pure voi però. Ma cosa fa? Ma siete stato indelicato. Mi scuso! Ma scusa, salsiccia, brigadiere. Ma io ci dico sempre quello che penso! L'astinenza fa male! Ah. Brigadiero, ma quella mica si lamenta di questo. No, quello è sposato con lui. Sì, ma adesso sono divorziati. Permesso? Vostra moglie è stata sposata con quello che abita al piano di sopra. Quel tipo tutto wow! È incredibile, non è vero? Ma Arturo è vostro figlio o è suo figlio? Suo. Quindi voi siete il patrigno! Sì, ma da parte di madre. Oh, allora che si spiega tutti i problemi sto povero creatore, scusate! E non è possibile! Accomodate. Vado a dire al signore Finocchio che ve lo ci offriamo. Grazie signore, non vi farò perdere tempo. Non vi preoccupate, chiamo Finocchio. Voi state ancora qua. E oramai è diventata un'abitudine. E voi chi siete? Voi chi siete? Quello che è giusto, l'ha domandato prima lui. Sono un agente di polizia. Ho capito. Sono un agente di polizia. Pure io sono un agente di polizia. Brigadiere Caputo. Brigadiere Oliva. Siete in visita ufficiale? Quasi. E lei? Quasi. Documenti. Subito. Non ce li ho. Lo sapete. Posso vedere i suoi? Certo. Non farò fare una cosa a te, Rizzolo! Brigadiere, meno male che siete voi qui! Ma io ero venuto a dire a vostro marito che il caso era chiuso. E mo non avete nato! Ebbene, Sentite, questo è un luogo porno! luogo porno. Io conosco bene la situazione della signora Pinocchio. Brigadiere, il micione qua presente è il peggiore ricchione della compagnia! La signora è ossessionata dal sesso. Oh, vedete chi parla? Si è votata all'astinenza. Oh, che peccato che non ti sia votata tu! Il caso della signora è triste
Ma è tutto chiaro? Veramente? Sì. Per il momento devo fare prima le indagini e poi vediamo. E voi? Volete indagare su di me? Si capisce? Bene. Brigadiere, domandategli dove porta a ballare la sua Sorcetto. La sua Sorcetto. Dove porta a ballare Sorcetto? Ara, Nato! Saveria! Mamma mia! Saveria! Brigadiere! Brigadiere! Signor Finocchio! Signor Brigadiere! Sta ammanata vodka! Lo vedo, lo vedo, lo vedo! Avete visto? Sì! Bella! Sorelle, ma sei tutta scema! Quello mi ha dato un cassetto in faccia! Guarda la spada di santa! E tu proviamo toccanata volta essendo ricciolo. Scusate, ma questa signora è vostra sorella? Ma quale signora, quale signora? Avanti, coraggio, fallo vedere a tutti le tette. No, no, un momento, un momento. Ma perché non chiamate la madre padesse la puntata, sta amore di... Madre chi? Io non vado da nessuna parte, è chiaro? La signora sta così per colpa dell'ex marito e del piccolo Arturino. Davide sta zitto! Ecco qua. Ma lei è poliziotto? Sì, signor. Mi mette qua. Sentite, posso dire una cosa? Pure voi, Davide sta zitto! Però il signor Finocchio può dire qualche cosa? E no? Come no? No, signor Fattore! Ah, Fattore. Scusate, perché avete chiamato signor Fattore al signor Finocchio? Davide sta zitto! Ma perché avete chiamato lui, signore Finocchio? Eh sì, fa il tassista. O tassista! Fai vaccaro! O a cara! Ma quale vaccaro? È un ricchione di vecchia data. ecco. Mo ci siamo! Sentite, ma facete ricere una frenza le parole. Ti sta zitto! E questo che cos'è? Femminile il padre, femminile il patrigno, ma povero Arturino! Un momento! Qui c'è qualcosa di poco chiaro. Sicuramente. Signor Finocchio! Presente? Purissa, Ma lo so! sono due. La vita sta zitto! Sono due, voglio dire! Questo lo credete voi? No. Invece è una copertura per l'attività omosessuale che svolgono qui. Ma quale attività omosessuale? Ah, non fare l'ingenuo, ricciolo. Quella tra lui e lui! Ma che cosa state dicendo? L'hanno confessato! Ma se si sono appena conosciute! È vero, li ho presentati io. Comincio a capire qual è il vostro ruolo. Micione! Ma perché non dici niente? Oh bene, perché non dici qualche cosa? No. Che te ne va ricevendo qua finito? Ma adesso non mi ricordo più niente. Voglio confessare. Ma già hai confessato. È inutile, Saverio, ce lo siamo preso in quel posto. Ormai lo sanno tutti. Saverio! Tesoro mio, che sta succedendo? Come? Tesoro mio! Ma non mi dite che ve la fate con la donna di servizio! Ma quale donna? Quale donna? Quello è un travestito. Io sono travestito! Io sono travestito! Salve, non mi dice che questa è una donna. No. Non è un travestito. E tu ti volevi pigliare a mio marito? Ma come si può soffiare un marito e una moglie? Una monaca? Io? Ah, brava! Così quando io non c'ero voi dicevate che io ero una monaca solo perché ho un rapporto normale col sesso! Carlo! Ecco, è finito. Così dove? Saverio! Sì? Sei un mostro! Va bene che pure con i fattori, ma pure con una monaca! E che schifo! Che schifo, veramente, Sentite, non è stato facile. Almeno adesso il soffitto è di nuovo rosso uniforme. Quella bobina. Scusate, voi chi siete? E chi lo vuole sapere, raggio di sole. Polizia, raggio di luna! Wow, polizia. Dunque, da dove spuntate? Io praticamente vivo qui. Abito al piano di sopra normalmente, se così si può dire. Certo, capisco. Con Giangi. Con Gianni. Sì. Certo. Ma scusate,
Chi su Gianci? Tuo fratello Arturino. Ma da sta zitto. E allora sapete che vi dico? Che Arturo è il migliore della famiglia. ma non avete capito che va a Ma vita sta zitto. Oh. Ecco. Zitto. E voi e questo Gianci di che cosa vi occupate? Ah, noi stiamo negli abiti da donna. Finito. Sì, State negli abiti da da donna. donna. E andate e restate, ci presti. Di corsa in bagno. Non credo di poter fare altro. Muovetevi. Io non mi sto Cammi, ti lo scarico. Esatto. Ma tu penso che sia arrivato il momento? No, il momento è arrivato da parecchie ore. Se ti fosse stato a sentire prima tutto che se succedeva, Io te l'avevo detto però. che faccio? Vado? Vai. Brigadiere, prego, accomodatevi. Ora vi dico tutta la verità, nuda e cruda. Lei, brigadiere Piazzale? Vomero. Brigadiere Piazzale? A fuori grotta. Benissimo. Mio caro brigadiere, dovete sapere che questa donna che è uscita di qua non è una monaca. Mi spiego? E non è neanche la moglie del qui presente Arturo Fattore. E non ci sta nessun Arturino come figlio. E il qui presente Arturo Fattore non è un omosessuale. Pure si deve andare. Ma che cacchio? Sto parlando che tengo tutto qua. E non neanche un vaccaro. Oltretutto sto povero maronna è pure di Invece quella donna che è entrata lì dentro tutta arrabbiata non è una cameriera e non è neanche un omosessuale, va bene? È una donna dotata di un grande fascino. Tutto questo io ho voluto conservare questo segreto per tenerlo per me, il più bello della mia vita. E dovete sapere, mio caro brigadiere, che quella donna che sta di là si chiama Maria e mia moglie è vivo qua io con lei. E l'altra che se n'è andata si chiama Carla, è andata a casa sua, anzi a casa nostra, perché io vivo pure lì. Ah, tu mi sono scontato col con. Niente e nessuno. Signor Finocchio, Dite, lei è un ricchione bugiardo. sipario!
volevo ringraziare veramente perché prima di tutto vi ho visto quelli che sono in più di questa sera, perché domenica scorsa si avevano tutti influenzati, mo sono venuto a miscallare, però è bello quando il teatro è pieno, veramente. Io vi ringrazio, vi volevo soltanto dire che attraverso tutti i lavori che abbiamo sempre fatto discretamente, è stata sempre una cosa comica e brillante, questo lavoro qua è stato un pochettino più pesante per noi, per un fatto di metterlo a posto in un certo meccanismo, cioè qua se saltava una bussata, una telefonata, no, saltava la commedia, quindi veramente ci siamo messi, come si dice, professionalmente per 2 mesi quasi tutti i giorni a provare, ci siamo fatti una testa così, però penso che poi discretamente la cosa sia andata abbastanza. Grazie. Io volevo ringraziare insieme a voi personalmente gli attori e le attrici che stanno qua, perché veramente ci hanno messo tutta la loro professionalità, a parte che alcuni o qualcuno insomma lo fa proprio per professione questo qua, però voglio dire che veramente ci siamo messi a disposizione tutti quanti per il pubblico, ovviamente, che deve avere questa soddisfazione da noi e noi ovviamente da voi con gli applausi. Grazie mille e grazie. E volevo ringraziare ovviamente le persone che hanno lavorato con noi. Vabbè, la costumista Laura Bertozzi è la persona che senza di lei non si può. È una persona che noi abbiamo chiamato e sta vivendo con noi questo passaggio e questi momenti, perché i lavori non finiscono qua, noi finiamo alla fine quasi di dicembre, perché teniamo altri spettacoli fitti con l'associazione di Napoli. Quindi volevo ringraziare Peppe Merola. Peppe, fatti vedere ai telefoni. Vi ringrazio, ci vediamo il prossimo spettacolo che sarà il ritorno di Carluccio, uno spettacolo molto comico, ovviamente ci proviamo a farlo, poi dobbiamo vedere la riuscita. Buon Natale, felice anno nuovo e speriamo che l'anno prossimo meglio diciamo sempre che tanto si fa. Grazie mille.